Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Prima di iniziare il nostro incontro vorrei che portasse un saluto il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, che ringrazio davvero per la partecipazione a questa nostra serata. No, ringrazio io invece l'Ateneo Veneto per questo graditissimo invito e appunto portare un saluto ma anche entrare un po' nell'argomento di questo importante incontro che affronta il tema della città contemporanea e sostanzialmente si va sugli affitti brevi, che è il tema che mi pare sta occupando anche le pagine dei giornali in Italia negli ultimi giorni in maniera importante. Però io qui parlo nelle vesti, oltre che di Presidente del Consiglio regionale Veneto, anche di membro del Comitato delle Regioni d'Europa, che è un'istituzione che si trova sotto il Parlamento europeo, cioè c'è Commissione europea, Consiglio d'Europa, Parlamento europeo e Comitato delle Regioni. Noi esprimiamo formalmente dei pareri sul processo legislativo dell'Unione Europea per assicurare che la posizione e le esigenze degli enti regionali e locali siano rispettate. La Commissione europea, il Consiglio d'Europa e il Parlamento europeo devono consultare il Comitato delle Regioni quando elaborano norme in settori che riguardano l'amministrazione regionale. E in questo caso io sono stato relatore proprio quest'anno di un parere approvato a larga maggioranza dal Comitato delle Regioni proprio sugli affitti turistici a breve termine. Frutto di un lavoro, vi assicuro, piuttosto intenso, in cui ho avuto modo di confrontarmi con tutti i rappresentanti dei portatori di interessi sul tema, Airbnb, Booking, quei loro amministratori delegati, Eurocities per quanto riguarda le esigenze delle città europee, e quindi tutta una serie di interlocutori che mi hanno portato appunto a trattare questo tema. Io credo ci voglia molta attenzione per trattare appunto questa materia, perché non bisogna, secondo me, fare confusione o cadere nel tranello di chi vuole porre un falso bersaglio. Se il titolo dell'incontro di oggi è appunto di chi sono i centri storici, dirò subito una cosa: non confondiamo la crisi delle città col tema dell'affitto a breve termine, che è un capitolo in parte più vasto che fa parte del tema dell'economia delle piattaforme. Io l'ho anche definito il capitalismo delle piattaforme, che sta sconvolgendo equilibri antichi e che non investe solo l'affitti degli appartamenti, ma l'intero mondo del terziario, i servizi, il commercio e turismo in primo luogo. Se ci chiediamo chi siano i proprietari dei centri storici, bisogna, prima di affrontare il tema degli affitti brevi, sarebbe molto più corretto affrontare il fenomeno della gentrificazione, che sta alla radice, di molti mali che le nostre città purtroppo soffrono. Visto da destra o da sinistra, il dato emergente non cambia. Le piazze, le celebri piazze d'Italia, alla sera sono deserte come nelle metafisiche pitture di De Chirico, e sono deserte perché tutto attorno gli edifici non ospitano famiglie e botteghe artigiani, ma uffici, banche, negozi di lusso. Questo lo scriveva Pierluigi Cervellati nel 1984 e la tendenza da allora non si è invertita. Dai centri storici delle città i residenti sono migrati in centri minori, dando vita ad aree metropolitane che tendono progressivamente a fondersi a loro volta ancora in più grandi agglomerati. Abbiamo assistito dal secondo dopoguerra in poi a una suburbanizzazione. Io vi porto il caso di Vicenza, anche per uscire un po' magari dall'esempio di Venezia. È la prima città in Italia, Vicenza, che ha fatto un piano particolareggiato del centro storico, il piano Coppa, redatto nel 1979, con lo scopo di rivitalizzare il centro storico, che andava già allora depauperandosi. Si legga la redazione di questo piano, a partire dalla pagina 49 per l'esattezza, si rimarrà impressionati. Già nel decennio tra il 51 e il 61 gli abitanti del centro storico diminuivano del 22% e il centro andava invecchiando nella popolazione, diminuendo gli abitanti al punto tale da far scrivere a Coppa: l'allontanamento residenziale e l'eccesso direzionale delle funzioni amministrative provinciali hanno contribuito a intensificare la vita diurna, rendendo deserta quella notturna a Vicenza. Nelle ore serali, piazze Signori e Matteotti e nelle contraparallele al corso sembra di essere città in attesa dei propri abitanti. Coppa descrive con perfezione quello che accade oggi nel centro storico di Vicenza, ma anche
purtroppo nel centro di Venezia, che peraltro rappresenta un caso, secondo me, limite, straordinario, eccezionale, che non andrebbe a mio avviso facilmente comparato con quello di altre città per la peculiarità di Venezia, di iniziare dalla mobilità, dal fatto di essere centro storico perfettamente delimitato, separato dall'Interland, tanto che qui possiamo ben dire che quando c'è nebbia, quando c'è il Caigo, il continente è assolutamente isolato. Venezia più che affitto breve, il problema è forse il turismo mordi e fuggi, che nelle città di terraferma ha un peso diverso da quello di Venezia. Ciò non di meno, proprio per la sua caratteristica peculiare, Venezia è comunque un banco di prova, una testimonianza evidente di tutte le tensioni e problematiche generate dal sovraffollamento turistico. In Italia il centro che produce più ricchezza nel comparto turistico è Roma, che genera 7,6 miliardi di ricchezza, l'8,7% di tutta la ricchezza generata dai primi 500 comuni turistici italiani. A seguire Milano con 4 miliardi e quindi Venezia con 3 miliardi e 1, Firenze con 2 miliardi e 8, Rimini al quinto posto con 1 miliardo e 6. Ma rispetto ad altre città Venezia rappresenta un bacino tutto sommato molto piccolo e concentrato, e ciò deve far riflettere. Roma ha una superficie di 1200 km² e Roma è il comune più esteso d'Italia e dell'Unione Europea. Venezia conta invece circa 415 km², comprendendo anche Mestre e isole, ma se limitiamo solo il conto al centro storico, propriamente detto, sono 62,17 km². Per metro quadro la ricchezza prodotta dal turismo a Venezia è decisamente superiore a quella di qualunque altra città. Il fenomeno dell'affitto a breve termine va letto in questo contesto, non può essere appunto criminalizzato oltre misura, perché, come ho detto, lo svuotamento dei centri storici è un fenomeno che precede di gran lunga le dinamiche dell'economia delle piattaforme, con l'esplosione degli affitti a breve termine. E anche parlando specificatamente degli affitti a breve termine, bisognerebbe distinguere, e io nel mio parere l'ho fatto, nettamente tra il piccolo proprietario che mette a reddito 1 o 2, 3 appartamenti, o le imprese immobiliari che possono invece puntare su decine e decine di immobili, e questi, grazie agli affitti a breve termine, riescono anche a guadagnare certo somme interessanti, spesso appunto molto molto interessanti. E mentre il piccolo proprietario tiene legato al territorio il profitto che gli dà questo immobile, le grandi società immobiliari lo portano sicuramente all'esterno di dove è prodotto. Quindi per le immobiliari il discorso è nettamente diverso, come è diverso il discorso del residente che tutela l'immobile dall'investitore che porta fuori, appunto dicevo, gran parte del proprio reddito. Attenzione anche a un altro dato che non va sottovalutato: la locazione turistica, soprattutto quella a breve, aumenta i flussi di denaro spesi in città che alimentano bar, ristoranti, negozi, teatri, musei. Io ho fatto anche una ricerca su quanto sono aumentati i supermercati negli ultimi 15 anni a Venezia, c'è un numero abbastanza interessante. Quello che voglio dire, appunto, bisogna approfondire il fenomeno nato dalla nuova domanda di turismo, settore che si articola in più segmenti. Possiamo anche guardare sempre più vicino all'esplosione del turismo aria aperta del Cavallino Tre Porti, che ha saputo agganciare anche nuove forme di turismo come il glamping. Quindi bene momenti come questi, chiudo, di approfondimento. Ripeto, il fenomeno è complesso e sicuramente l'incontro qui in Ateneo Veneto aiuta sicuramente a capire meglio quello che sta avvenendo attorno a noi. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie Presidente, grazie. Allora vorrei iniziare il mio incontro sorridendo con una prima vignetta. Vediamo se adesso arriva. Buongiorno, cerco un appartamento in affitto qua a Venezia. Lei è veneziano, e ciò. Non sia egoista, Venezia è per i turisti. Ho iniziato con questa vignetta che ho preso da un opuscolo di una delle tante associazioni che abbiamo in città, ma che insomma fa capire il senso del titolo del nostro incontro, di chi sono i centri storici, perché delle volte con queste folle di turisti che abbiamo, con lo spopolamento, non capiamo chi sia residente e se ci siano ancora degli abitanti residenti. L'Ateneo Veneto è sempre attento ai problemi della città. Abbiamo iniziato proprio con la mia presidenza un ciclo di incontri, Ateneo per la città, e abbiamo anche individuato un gruppo di lavoro
composto da soci, coordinati da Donatella Calabi, che ringrazio, che si occupano proprio di individuare quali sono i temi che interessano la città e di organizzare incontri. Sulla residenzialità, perché ormai residenzialità è diventato un termine, come dire, che usiamo tutti per parlare di una serie di problemi, ci sono già stati fatti moltissimi incontri in città, incontri della gente, comitati, ci sono associazioni, eccetera, ma io credo che più se ne parla meglio è, anche perché finché i problemi non sono risolti come non sono risolti è meglio sempre parlarne. E l'Ateneo ne parla secondo la sua tradizione. Ne discuteremo appunto col tradizionale nostro approccio, cioè in termini corretti, comparati, propositivi e plurali. Scusate se mi soffermo su questi aggettivi, ma quale presidente ci tengo. Con approccio comparato, infatti Venezia non deve guardare il proprio ombelico, ma deve guardare quello che accade fuori di sé, all'estero e in altre città. Quindi avremo Filippo Celata che ci parlerà delle esperienze, degli esperimenti che sono già stati fatti all'estero sulle affittanze brevi e degli effetti che hanno ottenuto. E invece l'assessore Benedetta Albanese del Comune di Firenze ci parlerà di una sperimentazione che è stata tentata nella sua città. Dicevo che l'Ateneo affronta i problemi con un approccio corretto. Molto spesso sulla residenzialità si parla del nulla, si parla per slogan, si parla in termini a volte catastrofistici, apocalittici. Invece bisogna partire dai dati, dalle statistiche, perché i dati non mentono. E quindi avremo Giacomo Menegus che farà il punto della legislazione esistente, Maria Fiano e Giacomo Salerno che ci porteranno i dati e le statistiche che riguardano Venezia. Ma ne parleremo anche con un approccio propositivo. Io dico sempre, l'ho detto facendo una battuta ma neanche tanto, che dall'Ateneo sono banditi i piagnoni. Venezia ha la tendenza sempre ad autocommiserarsi. Allora, i problemi li conosciamo, le analisi sono state fatte, è inutile che continuiamo a ripeterle, bisogna tirarsi sulle maniche e fare qualche cosa. E in questo incontro quindi l'approccio sarà propositivo perché sempre Giacomo Menegus ci parlerà delle proposte legislative che sono state fatte, alcune proprio veneziane, alcune di casa, e invece l'assessora del Comune di Verona ci parlerà invece di una proposta politica che vede coinvolti vari comuni d'Italia, perché, come ho detto, questi non sono solo problemi di Venezia, anche se a Venezia forse sono amplificati. E infine avremo un approccio plurale. All'Ateneo si sentono sempre tutte le voci in relazione ad un determinato problema e quindi con molto piacere sentiremo la voce dei proprietari. Ci ha fatto l'onore di venire il presidente del Luppi, l'avvocato Fabio Pucci, che ci darà la versione dalla parte della proprietà. Dice bene il presidente Ciambetti che quello delle affittanze turistiche non è l'unico problema e in effetti noi al problema della residenzialità dedicheremo più incontri. Oggi parliamo degli affitti brevi, ma abbiamo già in programma 2 altri incontri. Il primo è quello che riguarda la residenzialità degli studenti, città campus, eccetera, e i problemi che hanno i lavoratori, per esempio, della pubblica amministrazione o anche di alcuni enti privati a venire a Venezia, cioè i bandi vanno deserti perché la gente non trova casa e quindi non viene a lavorare. E un secondo incontro riguarderà gli edifici pubblici vuoti o in via di svuotamento e quindi una
progettualità o comunque degli interventi di rigenerazione urbana in relazione a questi edifici, perché è vero che si fa difficoltà a trovare casa, ma è vero che ci sono anche tante case, tanti spazi vuoti, e quindi un altro incontro riguarderà questo. E poi probabilmente ce ne saranno anche altri, perché il tema è complesso. Ho aperto con una vignetta e chiudo con un'altra. Se è un mese che cerco una casa in affitto a Venezia, niente. Ti ga provare a parlare in tedesco e in inglese? Allora, sperando che si possa parlare in italiano ed avere una casa anche a Venezia, chiudo la mia introduzione e lascio la parola al professor Filippo Celata. Grazie. Sì, buonasera. Io parlerò in italiano. Buonasera, grazie mille per l'invito, mi fa molto piacere essere qui e avrei di gran lunga preferito essere in presenza, ma purtroppo non ho potuto. Vi presenterò le ricerche che abbiamo condotto su appunto il quadro un po' delle regolamentazioni che sono state attuate un po' ormai in praticamente tutte le città europee, e anche poi un'analisi di quali sono gli effetti che possiamo appunto osservare nelle città che hanno introdotto regolamentazioni. Innanzitutto, quando parliamo di affitti brevi, regolamentazioni, ovviamente i profili sono numerosi, ma in questo caso parliamo di quello che poi è stato l'obiettivo perseguito più fortemente e più esplicitamente da tutte queste città, ovvero ridurre la pressione che il fenomeno degli affitti brevi esercita sul mercato immobiliare, nell'ottica appunto di quello che si diceva in introduzione, nell'ottica di preservare la residenzialità e contrastare lo spopolamento dei centri storici. Da questo punto di vista, in generale, poi entreremo nel dettaglio, che cosa hanno fatto, diciamo, complessivamente, pur nella differenza, diciamo, degli approcci queste città. Hanno, come dire, salvaguardato l'affitto di singole stanze che non sono normalmente oggetto di alcun tipo di limitazione, così come nella gran parte dei casi anche salvaguardato chi gestisce locazioni brevi su piccola scala, ovvero operatori non imprenditoriali o non professionali, cioè singoli proprietari che possano come dire, affittare a breve termine la propria casa di residenza o al limite una seconda casa. Ma hanno invece agito nel senso di limitare fortemente l'utilizzo della locazione breve da parte di chi svolge in appartamenti residenziali di fatto un'attività ricettiva a tutti gli effetti, quindi in maniera, se vogliamo, professionale, intensiva e sistematica, cosa che ovviamente non è vietata, ma in quel caso si presuppone che appunto la locazione breve non sia lo strumento adeguato, che quell'appartamento debba essere equiparato a una struttura ricettiva per la quale vigono altri tipi di regolamentazioni precedenti. Il problema nel caso specifico è, diciamo, la novità che si è posta negli ultimi 10 anni rispetto a un fenomeno precedentemente marginale. In altri casi alcune città hanno invece teso in particolare a ridurre l'impatto in alcune specifiche zone della città nell'ottica, diciamo, del decongestionamento. Ho delle slide che hanno semplicemente lo scopo di rendere più chiaro quello che dico, spero che le riusciate a vedere. Qui sotto tra l'altro trovate anche citato l'articolo mio e di Gianluca Bei, dal quale ho tratto la gran parte del contenuto delle slide. Quindi da questa nostra analisi la prima cosa che emerge diciamo è, come dire, anche una tempistica con la quale appunto diverse città europee hanno iniziato, in alcuni casi molto tempo fa, 10 anni fa, a introdurre, come dire, regolamentazioni e limitazioni che poi hanno, come si vede anche dall'andamento un po', diciamo, frammentato di queste curve, no? Aggiustato, e come queste possano classificarsi per un livello maggiore o minore, diciamo, di stringency, da Amsterdam, Parigi, Londra, in giù. Quello che emerge chiaramente in questo grafico è la linea piatta, quella rossa delle città italiane, che nel 2019, qui parliamo fino all'anno scorso, come dire, risultavano le uniche a non aver introdotto regolamentazioni o limitazioni simili a quelle adottate dalle altre città europee. Bisogna tenere presente che il quadro è tuttora in evoluzione.
in particolare molto interessante il caso del Portogallo, laddove qui erano già state introdotte a livello comunale delle zone di contingentamento, ovvero dei blocchi alla possibilità di attivare ulteriori licenze in alcune zone della città, e invece è intervenuta una legge nazionale che fondamentalmente, oltre ad alcuni incentivi e disincentivi fiscali, prescrive un blocco completo di nuove licenze, ovvero il mantenimento di quelle attuali, peraltro fino al 2030, in vista successivamente di rinnovi selettivi e temporanei, e che si applicano a tutto il territorio del Portogallo tranne alcune aree interne. Che cosa hanno fatto più nello specifico in questa tabella? Diciamo, trovate per colonna, diciamo, quelle che abbiamo ritenuto essere, come dire, le misure più ricorrenti. Si va dalla necessità di una licenza ad altre forme di limitazioni che poi vi illustrerò nella slide successiva. Quindi innanzitutto sistemi di autorizzazione e licenza, che è in qualche modo un presupposto per l'effettivo controllo del fenomeno e anche, diciamo, per l'attuazione delle stesse regolamentazioni che si vanno a introdurre. In secondo luogo, uno strumento molto utilizzato è il cosiddetto time cap, ovvero si stabilisce un numero massimo di giorni l'anno in cui è possibile affittare l'appartamento a breve termine, che si va da 30 giorni di Amsterdam ai 120 giorni di, per esempio, Parigi e Bruxelles. Al di là di questo termine, l'affitto breve o è vietato oppure è richiesta una licenza diversa o un vero e proprio cambio di destinazione a ricettività turistica oppure restrizioni aggiuntive. L'idea qual è? È appunto quello che dicevo in premessa, che laddove si rientra all'interno di questo limite l'attività si può presupporre essere non professionale, non svolta con un livello di intensità tale da richiedere appunto ulteriori restrizioni e un diverso regime, diciamo, di licenza. In terzo luogo, come dicevo, appunto, restrizioni differenziate per zone, ovvero strumenti simili che però si applicano in maniera specifica e in molti casi bloccano del tutto la possibilità di attivare ulteriori licenze nei quartieri, diciamo, più iperturistificati, appunto restrizioni se non blocco di licenze, in casi molto rari, come in alcune zone di Vienna, in parte a Berlino, per esempio come nel quartiere francese di New Orleans, è proprio previsto un divieto totale, cioè non si può proprio affittare a breve termine appartamenti residenziali. Molto spesso questi tipi di restrizioni si associano all'obbligo di residenza oppure comunque a limiti connessi alla residenza o al numero di appartamenti in affitto da parte del singolo gestore o del singolo proprietario. Molto spesso è prevista l'autorizzazione dell'assemblea condominiale o di altre terze parti, che possono essere per esempio i proprietari nel caso di appartamenti in affitto, che quindi vengono in qualche modo subaffittati a breve termine. In molti casi, su questo tornerò, queste città, soprattutto in sede, diciamo, al fine di garantire in qualche modo l'attuazione, l'efficacia delle regolamentazioni, sono pervenuti a degli accordi con le piattaforme di prenotazione oppure hanno introdotto degli obblighi che vanno nel senso di appunto permettere la condivisione dei dati sulle transazioni o addirittura il blocco automatico degli annunci irregolari. Nella nostra analisi che cosa abbiamo voluto vedere? Abbiamo voluto vedere che cosa è successo nelle città che hanno introdotto regolamentazioni sufficientemente stringenti rispetto a quelle che non l'hanno fatto. L'analisi si limita al 2013-2019 in termini di la prima e forse principale variabile, ovvero la pressione, il numero di annunci. Abbiamo utilizzato Airbnb come piattaforma, diciamo, esemplificativa del fenomeno per interi appartamenti, perché ovviamente se parliamo di questione residenziale il problema è soprattutto l'affitto di interi appartamenti. È un po' un indice di pressione sulla residenzialità, sul mercato abitativo e indirettamente anche sul costo degli immobili. In secondo luogo ci siamo chiesti in che modo queste regolamentazioni alterano la composizione, ovvero favoriscono l'affitto di stanze rispetto a interi appartamenti, appunto nell'ottica di quello che poi è un obiettivo implicito di queste regolamentazioni, di comunque salvaguardare le vere proprie forme, diciamo, di sharing economy, diciamolo così. Terzo luogo, appunto, professionalizzazione. In questo caso abbiamo utilizzato il numero di gestori che gestiscono più di un annuncio per garantire appunto la natura non professionale di questa attività. Infine ci siamo chiesti che effetti si ottengono in termini di concentrazione spaziale degli annunci, ovvero nell'ottica
dell'effetto eventualmente che queste regolamentazioni hanno sul decongestionamento delle zone più turistificate. Non vi annoio su questioni di natura metodologica, abbiamo semplicemente suddiviso le nostre città, in questo caso al 2019, motivo per il quale per esempio le città portoghesi compaiono come non regolate, distinte da quelle regolate per applicare un metodo controfattuale che è un po' come un trial medico, diciamo così, confrontando chi ha in qualche modo ha preso la pillola e chi invece ha preso solo un placebo in un certo senso, per vedere in che modo le dinamiche che osserviamo in questi due gruppi differiscono. I risultati sono riassunti in questa slide molto brevemente. Abbiamo riscontrato, non senza un qualche stupore, che effettivamente le regolamentazioni funzionano, ovvero nel tempo considerato, ovvero successivamente all'introduzione di queste regolamentazioni nel giro di 1 o 2 anni, quindi anche molto a breve termine, quello che noi notiamo è una riduzione della pressione del 29%, ovvero non sempre, come dire, una riduzione nel numero assoluto di appartamenti in affitto, ma rispetto appunto alle dinamiche osservate nelle città che non regolamentano, diciamo c'è un 30% di appartamenti che sarebbero finiti nel mercato degli affitti a breve termine e che sono in qualche modo rimasti invece nel mercato degli affitti a lungo termine. Notiamo anche un bilanciamento del mercato a favore appunto dell'affitto di singole stanze, un effetto sulla composizione di meno 24% e anche un effetto sul grado di professionalizzazione degli host, e questo è stato un risultato particolarmente sorprendente perché, come dire, il timore poteva essere, come dire, che a fronte di regolamentazioni gli attori, diciamo, professionali, quelli maggiormente equipaggiati, potessero in qualche modo affrontare la regolamentazione meglio dei piccoli attori, e invece questo non emerge. Una cosa sulla quale invece noi non notiamo effetti significativi è in termini di decongestionamento, ovvero il grado di concentrazione spaziale dell'offerta rimane comunque elevato e solo quelle città che hanno introdotto esplicite restrizioni zonali ottengono qualche effetto, però in realtà non elevatissimo in termini di congestionamento, per quanto poi comunque ottengano gli effetti generali e complessivi su tutta la città di cui ho detto precedentemente. Poi sui dettagli ovviamente sono a disposizione per qualsiasi domanda e chiarimento. Concludendo, che cosa ne possiamo dedurre, no? Per il caso italiano sappiamo che poi ne parleremo, insomma sono in discussione finalmente. La pandemia in qualche modo ha riportato al centro questo tema nelle forme appunto con le quali le stiamo discutendo in questo contesto, ovvero in termini dell'impatto sulla residenzialità. In Italia ad ora vincono solo blandi obblighi di comunicazione, quindi registri che sono stati introdotti dalle regioni o banche dati nazionali. Su questo la proposta di legge Santanchè pure, come dire, rafforzerebbe questo tipo di registrazioni che però, ripeto, è diverso da un vero e proprio sistema di licenza, così come da una vera e propria forma di limitazione. Si è intervenuti in qualche modo sull'aspetto fiscale, in questi giorni è in discussione l'aumento della cedolare secca, però fondamentalmente appunto almeno in termini fino a ieri e ancora oggi in termini normativi notiamo una sorta di indifferenza rispetto a quelli che sono gli effettivi impatti più preoccupanti sulla città, sullo spopolamento dei centri, la questione abitativa, perché la proposta di legge Santanchè, che pure nella prima versione aveva una premessa in questo senso, questa premessa è stata semplicemente eliminata, interviene su altri tipi di aspetti e poi ovviamente avremo, immagino, modo di parlarne. Cosa se ne può dedurre per concludere? Innanzitutto, come dicevo, regolamentare funziona, non abbiamo noi stimato l'effetto, ma altri studi molto simili dimostrano anche che c'è un effetto, anche questo a brevissimo termine, di riduzione del 3-5% dei canoni medi di affitti a lungo termine, quindi in qualche modo si riduce la pressione, ovviamente non si elimina il problema che è complesso e articolato, ma in qualche modo qualche effetto si ottiene. È ovvio che a intervenire oggi è problematico perché il fenomeno è ormai difficilmente reversibile. Da questo punto di vista credo che sia particolarmente interessante il caso del Portogallo, così come la proposta che poi discuteremo di alta tensione abitativa, che parte insomma dalla consapevolezza del problema di intervenire quando il fenomeno si è già diffuso oltre livelli, diciamo così, di guardia. Non esiste un approccio peggiore o migliore, non risulta, diciamo, dalle nostre analisi
alcune non le ho neanche presentate, la preferenza in assoluto di un approccio. Questo vuol dire che ovviamente ogni comune, ogni contesto ha anche la libertà ovviamente di intervenire come meglio crede. L'importante è andare oltre un livello anche moderato di severità. Il time cap da solo non basta, cioè fondamentalmente nelle città che hanno ottenuto effetti il time cap o è molto breve e comunque si associa sempre ad altre limitazioni. Un caso è quello di Parigi, in cui il time cap è abbastanza esteso, però vige l'obbligo di residenza. In quel caso è l'obbligo di residenza che ovviamente ha gli effetti più visibili. L'aspetto fiscale è rilevantissimo, c'è un problema enorme ovviamente di ribilanciamento, diciamo così, di chi e quanto paga, ma la leva fiscale difficilmente avrà effetti dissuasivi, okay? Cioè fondamentalmente benissimo recuperare evasione fiscale, benissimo introdurre degli elementi, diciamo, di giustizia fiscale o aumentare la cedolare secca, eccetera, eccetera. Non mi dilungo su questo, però è difficile dall'esperienza di altri paesi che questo di per sé comporti una limitazione del fenomeno. Le restrizioni zonali, abbiamo detto, noi nel nostro modello gli effetti che notiamo in termini di decongestionamento sono minimi, ma ciò non toglie che comunque quelle città che hanno introdotto restrizioni zonali hanno comunque avuto una notevole efficacia. D'altronde il fenomeno è molto concentrato in alcune zone. Abbiamo addirittura poi stimato che chi ha introdotto restrizioni zonali ha avuto un effetto aggiuntivo rispetto a chi non l'ha introdotto del meno 14% in termini di pressione. La cooperazione con le piattaforme è essenziale, in questo caso l'effetto aggiuntivo di chi ha questi accordi è del meno 12%. Mi sembra che in introduzione sono state anche accennate queste nuove norme europee che dovrebbero, diciamo, come dire, estendere a tutte le piattaforme di prenotazione ovunque l'obbligo di condivisione dati, che invece oggi come oggi viene gestito a livello locale da singoli accordi. Su questo concluderei dicendo che il controllo di quello che avviene sul web è fondamentale, e questo è qualcosa che si potrebbe fare fin da subito. Adesso so che per esempio il Comune di Venezia ha a disposizione una control room dove affluiscono molti dati, se ho capito bene sono prevalentemente da telecamere sparse per la città. Io credo che ai fini, cioè, ciò che sia rilevante per il presente e il futuro di Venezia non è tanto ciò che succede per strada, ma è più rilevante quello che succede sul web. Cioè, il problema sono alcuni processi che in qualche modo scavano al di sotto della superficie, ovvero il problema non è tanto rispetto al problema della turistificazione, dell'iperturistificazione, dell'iperaffollamento dei turisti, in qualche modo vietare, disciplinare o vessare chi visita le città. Questo tipo di approccio potrebbe avere addirittura effetti controproducenti per la vivibilità, per la fruibilità delle città da parte degli stessi residenti. Il problema è rendere la turistificazione compatibile con la permanenza dei residenti nel centro, che è vero che è un problema articolato e complesso, ma insomma non devo dare la mia opinione, ma semplicemente quella di quasi tutte le altre città europee, che hanno ritenuto effettivamente che ai fini di questo problema regolamentare gli affitti brevi è molto rilevante e, come abbiamo visto, anche in qualche modo efficace. Mi fermerei qua, ma come detto sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento. Vi ringrazio. Grazie professore. Lo sguardo all'esterno e soprattutto i risultati ci possono insegnare qualcosa. Allora, qualcuno in Italia qualcosa ha fatto. Sta facendo. E do la parola a Benedetta Albanesi, assessore casa, lavoro, formazione professionale, diritti e pari opportunità e sicurezza urbana, quante cose, del Comune di Firenze. Grazie assessore per essere venuto. Grazie dell'invito, buonasera a tutte e a tutti. In realtà Firenze ora sta tentando una strada alternativa e magari di questo proverò a parlarvi. Non è qualcosa su cui possiamo discutere oggi rispetto agli effetti, perché ad esempio
soltanto del 2 ottobre l'adozione da parte del nostro Consiglio Comunale della variante alle norme tecniche del regolamento urbanistico con la quale si è tentato di introdurre una nuova sottocategoria all'interno dell'uso residenziale che è dedicata appunto alla residenza temporanea, che comprende anche quindi l'utilizzo turistico breve. Parto però un po' dalle origini e mi permetto di fare un intervento meno tecnico e più politico, come forse si confà a un membro delle istituzioni cittadine, ossia innanzitutto esiste, come ci ha detto il professore poc'anzi, una carenza totale che riguarda Venezia come Firenze, ma qui c'è Alessia da Verona, noi siamo in rete con tante città italiane e ho scoperto in questi mesi, in questo anno e mezzo più o meno che stiamo lavorando in rete, che Bologna, Milano, Roma, Napoli, insomma sono moltissime le città italiane, vorrei dire tutte perché in realtà con il Comune di Firenze hanno preso contatti anche Amalfi o Pisa, insomma ecco, non serve essere un capoluogo di regione per avere a cuore la sopravvivenza della propria identità, del proprio tessuto socio-economico e soprattutto quello dei centri storici. Ecco, in questo contesto vorrei dire che manca una cornice legislativa nazionale ed è quello che scontiamo maggiormente tutti. Questo perché abbiamo visto anche dalle slide che ci ha mostrato il professore come negli anni altre città europee hanno adottato correttivi che poi possono avere avuto un'efficacia maggiore, minore o comunque nel tempo diversificata, ma sono intervenute su un fenomeno che ha caratterizzato la vita di quei luoghi. Ecco, quello che è mancato a Firenze, come evidentemente a Venezia, ma direi in generale in tutta Italia, è completamente appunto una regolamentazione normativa nazionale che nella, a questo punto, totale deregulation, potremmo dire, della materia, ha lasciato che, e questo è l'effetto da assessore alla casa peggiore dal mio punto di vista, che si creasse una competizione fra la domanda abitativa e residenziale e la domanda abitativa turistica, perché io non sono qui né il sindaco Nardella per demonizzare il fenomeno turistico, che sicuramente è un importante elemento di ricchezza del nostro territorio. Ci tengo a precisare non l'unico e né il primo, perché Firenze nell'immaginario comune sembra che viva sul turismo, invece non è affatto così, ossia l'area fiorentina ha molte industrie, dal farmaceutico al settore moda, insomma ci sono realtà che producono ricchezza e che rendono florido il territorio non solo fiorentino ma anche dell'area metropolitana. Tra queste c'è sicuramente anche il turismo, che è una leva importante, però ripeto, se andiamo a guardare i dati della nostra regione non è né il primo né l'unico. Questo lo dico per sgombrare il campo da equivoci. Ciò nonostante, ripeto, non è una demonizzazione, ma un'opportuna gestione di qualche cosa che non deve non soltanto creare una perdita di identità del centro storico e della città di Firenze, ma anche creare, cosa che purtroppo sta accadendo, conseguenze negative sulla competizione che si crea, ripeto, fra la domanda abitativa residenziale e quella turistica, con una crescita esponenziale dei prezzi delle locazioni, anche delle locazioni a lungo termine, e quindi davvero l'impossibilità spesso per nuclei familiari, non parlo semplicemente o soltanto come accadeva un tempo di persone che si trovano in fragilità economica, magari senza lavoro e che quindi non trovano da vivere a Firenze, parlo di stipendi normali, di dipendenti, di persone che lavorano e che con 1.300 euro al mese non possono assolutamente permettersi di vivere in affitto a Firenze, ed è questo che è sconvolgente, ossia non c'è soltanto un tema legato alla perdita di identità della città e del suo tessuto socio-economico, perché chiaramente le botteghe e i negozi sono un elemento ulteriore, no, che viene coinvolto da questa trasformazione dei centri storici, ma c'è anche realmente, e ripeto, lo dico da assessore alla casa, in un momento di emergenza abitativa, una crisi che coinvolge quanto può costare a Firenze vivere anche soltanto in una stanza, no? E quindi con questo la difficoltà che si propaga da quelle che prima erano le fasce economicamente più deboli
a fasce di lavoratori e lavoratrici che non guadagnano abbastanza per poter vivere in città con il loro stipendio, e questo è evidentemente ciò sul quale come amministrazione ci siamo concentrati. È la molla che di fronte, diciamo, a una carenza di regolamentazione ci ha spinti a trovare delle soluzioni. È chiaro, le soluzioni che si possono sperimentare sono soltanto soluzioni alla portata di un sindaco, quindi per questo si interviene e si è tentato di utilizzare la leva urbanistica, non tanto perché la leva urbanistica sia la migliore leva possibile, ma piuttosto perché è l'unica leva a disposizione delle amministrazioni locali. Qual è il difetto? Ma Giacomo lo dirà meglio di me successivamente. Se si parla di urbanistica si parla pro futuro, non si guarda ciò che abbiamo alle spalle, e quindi è difficile con i regolamenti urbanistici ritrattare, ridefinire ciò che già oggi si è modificato. D'altra parte, le norme che abbiamo approvato prima in Giunta e poi nel Consiglio Comunale hanno voluto essere innanzitutto un provvedimento politico per aprire una breccia in un settore e in una situazione nazionale, e diciamo l'incontro di oggi mi dimostra appunto non solo Fiorentina ma che appartiene a molte altre città, che ha bisogno di creare un dibattito specifico su questo tema, perché la soluzione che, come dire, nessuno di noi ha come verità a portata di mano in tasca, ma è frutto di un confronto, probabilmente di uno studio appunto di quelle che sono le esperienze europee, arriverà diciamo individuando una serie di elementi. Abbiamo delle proposte come Rete di Città, ci siamo confrontati, abbiamo attraverso ANCI, attraverso anche diciamo proposte politiche definito delle idee che sono state frutto di interlocuzioni con il Ministero, devo dire con risultati scarsi, perché la bozza di maggio non aveva diciamo, raccolto molte delle sollecitazioni inviate dai comuni tramite ANCI, e quella di poche settimane fa, del mese scorso, sì, ha abbassato, ora io parlo come se si conoscesse, cioè uno dei, però esatto, però i contenuti sono variegati e non voglio spingermi oltre, però diciamo che uno degli elementi era abbassare il numero delle proprietà che ciascun proprietario appunto poteva mettere a disposizione degli affitti turistici da 4 a 2 per individuare in questo numero la soglia che distingue diciamo l'arrotondamento familiare accettabile rispetto all'attività imprenditoriale turistico-ricettiva, quindi fino a erano 4 ci sembravano un po' troppi e quindi abbiamo richiesto l'abbassamento a 2, questo è un elemento positivo, è stato raccolto. Però ecco, il fatto di poi oltre a questo mettere semplicemente l'obbligo di pernottamento per l'intero fine settimana ci era sembrata una norma più adatta a salvaguardare la pur legittima protesta degli albergatori, che chiaramente si trovano da un altro punto di vista a confrontarsi su queste stesse tematiche, ma che ancora non restituiva la possibilità agli enti locali di governare e gestire questo fenomeno. Qual è il tema? Quello delle zonizzazioni, quindi quello che vorremmo ottenere è sicuramente un contingentamento delle licenze, poi ne parlerà Alessia, e una zonizzazione. Tutto questo chiaramente con la leva urbanistica non è possibile, perché noi abbiamo utilizzato questo strumento lì dove la particolarità, la peculiarità fiorentina ci ha consentito di arrivare, ossia all'area delimitata all'interno dell'area del centro UNESCO, che quindi è un centro tutelato nel quale sia il patrimonio culturale ma anche l'identità del centro ci hanno permesso di aggrapparci anche a norme costituzionali, quindi come la tutela del patrimonio artistico e culturale, che è l'articolo 9, fino appunto ad arrivare ad altre norme che però ecco puntano l'attenzione su questo, quindi nel non snaturare il centro UNESCO e quindi nel consentirne una migliore tutela. Firenze lo può fare perché, essendo credo la prima, o comunque tra le prime città, no, credo la prima in assoluto a essersi dotata di un regolamento appunto specifico per le aree UNESCO, tanto per quanto riguarda gli esercizi commerciali, che per quanto adesso riguarda anche questa ulteriore fase che stiamo vivendo, ci consente di tentare di aprire una breccia. Ecco, apriamo una breccia, questa però non può diciamo essere un'esperienza isolata, né può rimanere un'esperienza soltanto regolamentare, dove si introduce pro futuro
una sottocategoria che quindi ti impedisce, se non sei registrato nella piattaforma, perché chiaramente chi è già registrato ad oggi... Se ce la può spiegare meglio, perché non la conosciamo. Allora, noi di fatto abbiamo la possibilità, tutti si dovrebbero registrare per pagare, come dire, anche l'imposta di soggiorno, per dirla semplicemente. Ecco, quindi abbiamo dei portali, abbiamo dei registri nei quali chi ha svolto finora questa attività si è registrato. Ecco, dal momento in cui abbiamo approvato questa variante, chiaramente chi già era presente, essendo, ripeto, l'urbanistica legata soltanto al futuro e non potendo ridiscutere il passato, rimane nella possibilità di fare questo in attesa di un provvedimento nazionale che invece ci restituisca le competenze e i poteri di discutere appunto e magari di intervenire in accordo con le categorie economiche, in accordo appunto con quelli che sono gli attori istituzionali di questa partita. Nel frattempo guardiamo avanti e non si concedono ulteriori possibilità nell'area del centro UNESCO, che per Firenze corrisponde in buona sostanza all'area del centro storico. Ecco, questo è uno strumento che ci aiuta, no, a innanzitutto mettere un freno, ma che abbiamo bisogno porti anche a conseguenze ulteriori a livello nazionale, perché la nostra preoccupazione altrimenti può essere quella di una diversa modulazione del fenomeno, magari subito fuori dall'area UNESCO. Quindi la strategia che noi abbiamo messo in campo in maniera larga, devo dire, perché, ripeto, oggi affrontiamo il tema turistico, ma per Firenze il problema è abitativo. Noi abbiamo cercato di fare degli investimenti di milioni di euro sulla ristrutturazione degli alloggi popolari, al contempo abbiamo messo altri 3 milioni di euro sulla misura azzerata dal governo relativa al contributo affitti. Dall'altra parte abbiamo creato con la leva urbanistica questa possibilità di fermare in area UNESCO il proliferare di appartamenti che, se volete, vi do dei numeri giusto per darvi un'idea. Noi avevamo nel 2016 circa 6.000 appartamenti commessi su piattaforme Airbnb o comunque alloggi, cioè affitti turistici brevi. Oggi ne abbiamo 14.378, quindi dal 2016 a oggi abbiamo più che raddoppiato, e questo ha comportato, non soltanto questo, però la situazione attuale che viviamo ha comportato un aumento degli affitti per le residenze, per le locazioni ordinarie nel passato di soltanto negli ultimi anni del 15%, quindi a seconda delle zone può essere anche superiore. Quindi è evidente che avendo poi il piano urbanistico fiorentino la caratteristica dei volumi zero, no? Quindi della non possibilità di edificare ulteriormente, ma di sfruttare ciò che già esiste in città per non appunto snaturare quella che è la realtà fiorentina, ecco, tutto questo sta creando una pressione molto forte che, al di là delle bellezze di Firenze, che sicuramente nel tempo hanno fatto crescere un po' i prezzi e quindi la possibilità di venire a visitare la nostra città, adesso è arrivata a un livello veramente molto alto, perché da una parte nel centro storico c'è sempre meno residenza e sempre più affitti turistici, fuori le case comunque hanno un prezzo che continua a salire, la risposta che gli enti locali possono dare a chi è in fragilità economica è relativa, perché purtroppo dal 2019 tanto il fondo per la ristrutturazione delle case popolari quanto ultimamente appunto dal 2023, ma temo anche nel 2024, il contributo affitto è stato completamente azzerato. Quindi se non c'è una politica pubblica di investimento sulla casa da una parte e dall'altra non abbiamo leve per intervenire sul settore turistico, si crea purtroppo il cortocircuito a cui stiamo assistendo, che abbiamo cercato, come dire, di invertire attraverso una proposta regolamentare che non è risolutiva, ma è una modalità per dire calma e gesso, intanto qui nel centro storico non si fa più niente, dopodiché pretendiamo, grazie anche alla forza di tutti i comuni insieme, la revisione di una norma, anzi l'introduzione, perché parlare di revisione sarebbe, come dire, già positivo, vorrebbe dire che avremmo qualcosa di attivo, l'introduzione di una norma nazionale
che ci aiuti a governare questo fenomeno. Ecco, questo è in buona sostanza quello che stiamo tentando. Vi farò sapere nella prossima occasione se, visto che è di recentissima... ecco, voglio dire anche un'altra cosa e poi chiudo. Chiaramente, visto che questa è la norma, è la variante al regolamento urbanistico, ma visto che cerchiamo anche di invertire la rotta, una proposta che abbiamo accompagnato è quella del sindaco di azzerare l'IMU sulla seconda casa per 3 anni a tutti coloro che invertiranno la rotta, cioè chi oggi sta affittando a turisti e diciamo decide di non smettere di affittare, ma di fare un affitto ordinario a lungo termine, quindi a una famiglia fiorentina, avrà una agevolazione, perché quindi, come dire, cerchiamo di utilizzare anche un sistema incentivante che anche lì noi mettiamo sempre a disposizione, ci frughiamo in tasca, si dice a Firenze, no? Si fa con quel che sa, se avessimo più incentivi daremmo di più. In questo contesto possiamo soltanto rinunciare con grande fatica, perché insomma chi conosce come funzionano le amministrazioni locali sa anche quanto è difficile, no? Rinunciare alla propria parte di tributo, però come dire, restituiamo nelle tasche del proprietario l'IMU per un tempo di 3 anni se decide di fare un affitto di tipo diverso, perché la norma che noi introduciamo non ha soltanto lo scopo, e lo ripeto, di tutelare l'identità dei centri storici. Questo ci aiuta perché siamo un centro UNESCO e quindi attraverso il patrimonio culturale abbiamo una leva normativa in più, ma soprattutto, io mi permetto di dire dal mio punto di vista della casa, l'obiettivo di aumentare la possibilità di abitare a Firenze per le fasce grigie attraverso magari opportunità, che abbiamo anche un'agenzia per la casa a Firenze comunale, dove ad esempio se il canone è calmierato ci sono anche garanzia per 12 mesi di morosità, e quindi cerchiamo, per così dire, di richiamare, no, i proprietari. Ecco, questo è un po' il pacchetto di misure e spero di tornare a breve a raccontarvi che effetti hanno dato. No, questa chiaramente non è nella variante urbanistica, però è stata detta, è stata già diciamo, annunciata dal sindaco in tutti i modi, e quindi la stiamo portando, diciamo, a compimento. Quello che abbiamo approvato è l'approvazione, è la variante del regolamento urbanistico, è una norma tecnica, ma nella delibera di indirizzo era già inserita. Diciamo che noi la leva fiscale la utilizziamo, come dicevo prima, anche in altri contesti per cercare di, per esempio abbiamo, per chi fa il canone calmierato, anche quest'anno approvando le aliquote abbiamo più che dimezzato quella di chi decide di fare un affitto calmierato a lungo termine, quindi anziché l'1,06% che è l'aliquota fiorentina paga lo 0,46%. Ora è chiaro che si tratta di somme che probabilmente non fanno la differenza, ma rappresentano ciò che un'amministrazione locale può fare per incentivare un cambio di passo, ed è quello che con tutte queste misure a Firenze stiamo provando a mettere in campo. Grazie Assessore. Abbiamo quindi capito che c'è un deserto normativo a fronte del quale i comuni si ingegnano nei limiti delle loro competenze. Allora, al dottor Giacomo Menegus chiediamo qual è lo stato o non lo stato della legislazione attuale e quali sono le proposte in campo. Abbiamo detto che è un argomento molto discusso nella ultima manovra Meloni, si è parlato dell'aumento della cedolare secca, quindi si discute molto. Cosa si è proposto? Innanzitutto buonasera, vorrei ringraziare l'Ateneo Veneto, naturalmente la Presidente Magaraggia e Donatella Calabi naturalmente per l'invito e l'organizzazione. Appunto il mio compito è quello di cercare di dare una panoramica su proposte e iniziative sugli affitti brevi nelle città turistiche nel contesto italiano. Insomma, chiarire un po' cosa c'è e cosa si vorrebbe o si potrebbe fare. Quanto alle possibili tipologie di intervento, gli strumenti, io non direi molto di più, perché un quadro complessivo ci è stato offerto dall'intervento di Filippo Celata, quindi non andrei oltre. Io vorrei invece provare a dare un taglio un po' differente all'intervento, oltre naturalmente a ricostruire lo stato dell'arte sul punto.
vorrei soprattutto cercare di distinguere il piano giuridico, cioè quello che si può fare dati i vincoli, dato il complesso normativo del nostro ordinamento, e il piano politico, cioè quello che si ritiene opportuno fare e su cui ci possono essere naturalmente delle legittime difformità di opinione, diverse visioni, e sostanzialmente in una società democratica su questo ci si confronta e su questo si fa il dibattito pubblico. Mi sembra invece che non sempre i due piani siano adeguatamente distinti, a volte capita di sentire delle tesi che francamente non si possono avanzare, quantomeno rispetto al piano giuridico. Ma cominciamo dal quadro delle competenze costituzionali, perché a diverse competenze corrispondono anche diversi strumenti di regolazione. Ora, il discorso su questo punto, anche sulla scorta di una serie di sentenze della Corte Costituzionale, è stato impostato su una contrapposizione, una specie di binario, in cui abbiamo da un lato le competenze in materia di ordinamento civile e dall'altro le competenze in materia di turismo, per cui alla prima, ordinamento civile, corrisponde la competenza dello Stato, mentre alla seconda abbiamo le competenze delle regioni. La prima, ordinamento civile, locazioni turistiche, locazioni brevi, regioni, turismo, va tutto il resto, alberghi, ex alberghiero, strutture di altro tipo. Ci sarebbe sostanzialmente un'equazione per cui locazioni turistiche brevi è competenza dello Stato, mentre tutto il resto è competenza delle regioni. E questa è un'argomentazione che, qual è la finalità? Quella di sostanzialmente mettere da parte il legislatore regionale nella regolamentazione di questo settore. Ma questa, dal mio punto di vista, è un'impostazione erronea, semplicistica e formalistica. Perché? Cominciamo col dire che la Corte Costituzionale, nella sentenza 84 del 2019, che a suo tempo ho avuto anche modo di commentare per le regioni, ha detto chiaramente che, e adesso mi permetto di leggere perché fa più effetto se lo dice la Corte Costituzionale rispetto che lo dica io, dice: l'assunto di fondo da cui muove il ricorrente, si trattava di un ricorso del governo contro una legge della Lombardia che interveniva a introdurre i codici identificativi, l'obbligo di comunicazione, quelle cose che ci diceva prima Filippo Celata. Ma insomma, l'assunto di fondo a cui muove il ricorrente, secondo cui la disciplina delle case vacanze, che sono una struttura ricettiva extra-alberghiera, si è da ascrivere alla competenza residuale in materia di turismo e quella delle locazioni turistiche invece all'ordinamento civile, quindi quell'equazione che vi ho descritto, non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli aspetti turistici, anche di queste ultime, cioè anche delle locazioni turistiche, ricadono nella competenza residuale delle regioni, mentre appartiene all'ordinamento civile la regolamentazione dell'attività negoziale dei suoi effetti. È giusto per ribadire e chiarire il punto. Le disposizioni, quelle sul codice e sulla comunicazione, pongono un adempimento amministrativo precedente ed esterno al contratto di locazione turistica, sanzionando i correlativi inadempimenti, senza incidere sulla libertà negoziale e sulla sfera contrattuale che restano disciplinate dal diritto privato. Insomma, la Corte ci dice che le regioni possono intervenire e infatti in questo frangente ha dato ragione alla regione Lombardia. Ma questo cosa ci insegna questa vicenda? Che quando si tocca il contratto si scivola nella materia ordinamento civile, quindi nella competenza esclusiva statale, ma negli altri casi, quando si rimane fuori dalla materia contrattuale, lì ci può essere la competenza regionale, ad esempio in materia di turismo. Però questo ci porta a parlare anche di un'altra competenza che in tutto questo dibattito che si è succeduto in questi anni è rimasta abbastanza in ombra, salvo riemergere anche per la vicenda fiorentina, cioè quella sul governo del territorio. Il governo del territorio è una materia che ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione è una materia concorrente, nel senso lo Stato detta i principi, le regioni si adegueranno dettando disciplina di dettaglio in conformità ai principi statali. Questo cosa significa? Venendo al caso che ci interessa, cioè quello delle locazioni brevi, che abbiamo una norma statale, che qui per quanto ci interessa è l'articolo 23 ter del testo unico sull'edilizia, norma statale, che detta alcuni principi per quello che ci interessa, soprattutto
cioè la possibilità di disciplinare i cambi di destinazione d'uso degli immobili e la possibilità di introdurre magari delle nuove categorie per le locazioni turistiche brevi, oppure impedire il cambio all'interno della stessa categoria residenziale, cioè da residenza in cui vivono le persone a residenza che invece vede l'ospitalità turistica di turisti o anche lavoratori di passaggio. Veniamo al punto, salto, non vi leggo naturalmente tutto il testo, ma è importante il comma 3 in cui si dice che salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, quindi abbiamo legge regionale che attiva lo strumento urbanistico comunale, salva diversa previsione, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. Però questo ci dice, cosa ci dice? Ci dice che se la regione dispone diversamente lo può fare e può impedire il passaggio da una categoria all'altra, quindi dalla casa per i residenti alla casa per i turisti. E questo è appunto quello che ha fatto il Comune di Firenze. Quindi questo ci dice che chiaramente che c'è possibilità per la legge regionale prima e poi per gli strumenti urbanistici di intervenire a limitare i cambi d'uso interni alla stessa categoria residenziale, oppure introdurre una categoria ad hoc. Ma con questo, proprio con questo argomento, ci porta a parlare finalmente delle proposte e delle iniziative, no? E veniamo alla prima proposta, anche da un punto di vista cronologico, che è sempre partita da Firenze, perché la proposta di legge di iniziativa popolare del sindaco Nardella, che in realtà propone una regolazione molto più organica sulla tutela dei centri storici a fronte del fenomeno turistico, però ha una norma ad hoc dedicata appunto alle locazioni brevi. E quello che fa è sostanzialmente individuare tutta una serie di zone nel centro storico, in cui dettare sostanzialmente quelle destinazioni d'uso incompatibili con la zona, nonché i presupposti limiti del mutamento delle destinazioni d'uso e delle categorie funzionali. Ovviamente cosa fa questa disciplina, che poi verrà tradotta successivamente anche nell'iniziativa di cui ci ha parlato l'assessora, fa salvo quanto legittimamente e formalmente in essere, naturalmente, perché abbiamo detto, l'ha detto bene l'assessore Albanese, che per far salvi appunto il legittimo affidamento di quanti fanno già questa attività con un dato quadro normativo, si guarda solo al futuro con lo strumento urbanistico. Però siccome questa proposta di iniziativa popolare non è andata avanti, né ci sono stati riscontri, come si diceva, da parte del legislatore statale, qui il Comune di Firenze si è appellato al legislatore regionale. Chiarisco solo un punto: perché il Comune di Firenze proponeva una legge statale? Perché in quel caso l'idea era di dare una copertura più solida all'iniziativa, ma soprattutto far prevalere le disposizioni speciali previste da questa proposta di legge di iniziativa popolare rispetto anche alle discipline difformi regionali, perché c'è anche questo aspetto, cioè la liberalizzazione fatta dalle regioni sulle destinazioni d'uso, anche dell'extraalberghiero. Detto questo, e vengo al caso fiorentino, e qui la variante di cui si parlava è basata sulla legge regionale 65/2014, cosiddetta legge Marson, sul governo del territorio. Cosa ci dice l'aggancio normativo a cui si è attaccato il Comune di Firenze? E diventa importante se dobbiamo riflettere su possibili regolazioni. Vado direttamente al punto, non vi leggo tutto. Gli strumenti di articolo 99,3 lettera A. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali possono stabilire limitazioni al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale. Questo lo dice la legge regionale della regione Toscana. Il Comune ha semplicemente, l'apporto innovativo è stato quello di applicarlo a questa distinzione tra residenze, diremmo normali, e destinazione residenziale per i turisti. Quindi non solo non è affatto arbitrario, come si è sentito dire questo intervento del Comune, anzi si è sentito anche di peggio,
ma è perfettamente in linea con quanto prevede il nostro ordinamento. La limitazione al solo centro UNESCO è un ulteriore rafforzamento di questa misura, perché naturalmente sul piano giuridico ci sono tutti gli agganci di cui ci parlava l'assessora, l'articolo 9, ma anche il fatto che abbiamo assunto un'obbligazione a livello internazionale di tutela, no, del centro UNESCO. Aggiungo, quello che ha fatto Firenze, e questo è il punto secondo me interessante, mi dispiace che non ci sia più il Presidente, quello che ha fatto Firenze potrebbe farlo qualsiasi comune italiano, purché la Regione intervenga opportunamente per dare l'abilitazione al comune per intervenire. Certo, c'è il limite notevole, come abbiamo visto, cioè sono strumenti che tendenzialmente operano pro futuro, cioè fotografano la situazione, possono cristallizzarla per impedire l'apertura di nuove locazioni, di nuove strutture extraalberghiere, però la situazione rimane quella perché c'è l'affidamento dei privati. E per questa ragione, proprio per questa efficacia, diciamo, limitata dello strumento, abbiamo, insieme a molte associazioni, cittadini e attivisti, abbiamo proposto una legge statale, quella nota come alta tensione abitativa, che prende la questione da un'altra prospettiva, cioè si ragiona su quote, su zonizzazione, cioè su tetti massimi per zone della città, con un contingentamento quindi del numero delle locazioni, degli immobili che possono essere dati in locazione turistica o breve. Restringendo il numero delle persone che possono fare queste attività si rende necessario dare delle autorizzazioni, con tutta una serie di deroghe che sostanzialmente ricalcano quelle di cui parlava anche Filippo Celata all'inizio, cioè chi affitta un singolo locale nella sua casa non verrà chiesto alcunché, o chi affitta la propria casa di residenza principale per un periodo breve dell'anno. Questo comporta, perché abbiamo avanzato una proposta statale, perché restringendo un mercato che prima era aperto si crea sostanzialmente una chiusura del mercato e si scivola nella competenza tutela della concorrenza, quindi competenza esclusiva statale. Sul punto abbiamo un disegno di legge di iniziativa regionale che è stato presentato dalla consigliera del Veneto che vogliamo, Elena Ostanella, è stato approvato in Commissione Turismo e adesso è in discussione in Commissione Urbanistica della Regione Veneto, ma da un punto di vista politico c'è stato un evento significativo, cioè venerdì scorso, nella sostanza, diciamo, i principi essenziali della proposta sono stati inseriti nel piano Casa PD e diciamo che in prospettiva questa proposta diventerà un disegno di legge quantomeno delle opposizioni. Però qui a Venezia, vado verso la conclusione, qui a Venezia si parla ormai da un anno dell'attuazione del cosiddetto emendamento Pellicani, cioè l'articolo 37 bis al decreto legge 50/2022. Cosa dice? Beh, qui bisogna secondo me fare una premessa perché il testo finale è l'esito, quello approvato in sede di conversione di questo decreto legge 50, non è quello inizialmente presentato dall'onorevole Pellicani, ma è il frutto di un compromesso tra il testo di Pellicani e l'intervento del governo, e in particolar modo si diceva del ministro della funzione pubblica Renato Brunetta. Quindi ci sono due anime, c'è la componente urbanistica che è quella che ha portato la leva urbanistica che ha portato il governo e dall'altra c'è l'idea di fondo, d'altra parte anche di alta tensione abitativa, delle quote associata alle autorizzazioni. La sintesi fatta dal governo tiene insieme queste due cose, quindi effettivamente la disposizione è un po' particolare. Però vi dico... Ce la dica, perché esatto. Diamo per scontate delle conoscenze che i cittadini non hanno. Mi sono volato il testo così proprio si legge. Allora, al fine di favorire, non vi ripeto le finalità, il Comune di Venezia può, e qui si apre una duplice alternativa, cioè non sono cumulative queste cose che adesso vi leggerò, sono alternative se il Comune vuole cumularle, ma sta al Comune decidere se fare l'una o l'altra o tutte e due insieme. 1. Integrare i propri strumenti urbanistici in modo differenziato per ambiti omogenei, dettando specifiche disposizioni regolamentari che individuano limiti massimi presupposti per la destinazione degli immobili residenziali a locazione breve,
nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e rotazione. E questa è la prima parte. La seconda dice invece la storia famosa dei 120 giorni, che si sente spesso nel dibattito in città, cioè stabilire con specifiche disposizioni regolamentari che lo svolgimento dell'attività di locazione breve per una durata superiore ai 120 giorni comporta, anche non consecutivi, comporta che ci sia il cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile e anche della categoria funzionale dello stesso immobile. Cosa significa? In quest'ultima opzione, che ripeto è facoltativa, non è obbligatoria insieme alla prima, il Comune può dire se per chi affitta più di 120 giorni, ovviamente pro futuro perché è uno strumento urbanistico, guarda al futuro, è necessario che dalla categoria residenziale passi a quella turistico-ricettiva. Questo lo dice. Però non è necessario che il Comune di Venezia faccia proprio questa cosa, e infatti ribadisco il fatto che sono opzioni alternative, ma voglio anche dire che al di là della complessità che è generata da queste due anime che sono presenti nello stesso provvedimento, si può anche cominciare con poco, cioè non è necessario puntare al massimo della regolazione, restringere e fare chissà cosa, ma si può partire appunto con poco. Si parla di presupposti per la destinazione degli immobili residenziali e attività di locazione breve. Perché no? Cioè, semplicemente vuol dire integrare gli strumenti urbanistici, facendo qualcosa magari come ha fatto il Comune fiorentino. E questo, insomma, direi che non è inapplicabile come si sente dire, e mi sembra sorprendente che si paventino i ricorsi. Ogni volta che si incide sugli interessi di una categoria, di una persona, è giusto, è possibile che questi faccia ricorso, è un diritto costituzionalmente tutelato, direi uno di quelli inviolabili davvero, non diversamente dalla proprietà. Però semmai bisogna scrivere bene questa integrazione regolamentare che vogliamo fare degli strumenti urbanistici, e qui ci vuole la volontà politica che ha dimostrato di avere il Comune fiorentino, mentre mi sembra non abbia al momento il Comune veneziano. Veniamo a Sant'Anché, perché mi sembrava, scusate se mi sono dilungato, ma mi sembrava importante dire queste cose, cerco di chiudere veramente. Allora, molti non si fa che parlare del DDL Sant'Anché, ma posto che non abbiamo neanche un testo definitivo perché se ne sono succeduti diversi, va evidenziato che questa iniziativa non ha nulla a che fare con la tutela della residenzialità, che è il centro del dibattito attuale. Il DDL punta semmai a riequilibrare la concorrenza rispetto a operatori tradizionali, alberghi e extraalberghiero, peraltro con misure che secondo me non sono sempre di specchiata, diciamo, costituzionalità, ad esempio il minimum stay o qualche giorno, sui 2 giorni ho qualche dubbio. E poi l'altra finalità, contrastare l'abusivismo con l'introduzione di un codice identificativo nazionale e altre cose di questo tipo. Mi sembra anche inutile rimanere a parlare di cedolare secca, perché qui l'influsso è puramente indiretto. Per carità, si tratta di un intervento di equità fiscale, però non aiuta a governare il fenomeno. Per chiudere tocco solo un altro concetto che mi sembra ulteriormente importante e poi davvero ho finito. Fino ad ora, ad ogni intervento, proposta, iniziativa che c'è stata, si è opposto un argomento. L'argomento in punto di diritto sarebbe quello della supposta identità o comunque della impossibilità giuridica di distinguere tra quella che è l'abitazione, la casa per i residenti, e quella che invece è un'abitazione, una casa per i turisti. Si dice il contratto è quello di locazione, che sia locazione breve o locazione lunga, è sempre locazione residenziale o comunque turistica, oppure si dice la destinazione d'uso è sempre quella residenziale, non possiamo distinguere. Ecco, questo io vorrei dire è un puro formalismo. E direi che, non lo dico io, ma la risposta tombale su questo punto l'ha data proprio il TAR di Veneto, intervenendo sulla questione delle fosse settiche, e vi leggo anche qui solo un estratto molto efficace. Si dice: non è condivisibile l'argomento secondo cui le locazioni turistiche non sarebbero assimilabili alle strutture turistico-ricettive.
atteso che la stessa norma regionale che le disciplina prevede espressamente che le locazioni siano eccetera, eccetera. È evidente del resto la differenza con le locazioni d'uso abitativo ordinarie e transitorie dirette a soddisfare l'interesse primario dell'alloggio e non un interesse meramente turistico, sicché non risulta incongruo un trattamento differenziato che in applicazione delle specificità e così via, che sono quelle tipiche veneziane, introduca una tutela particolare della sola residenzialità e del bisogno abitativo. Questo dice il TAR Veneto e ci dice le case per i turisti non sono la stessa cosa di una casa per i residenti. Si possono distinguere e soprattutto sul piano urbanistico. Quale tipo di regolazione poi, e se vogliamo davvero introdurre dei limiti, questa è una questione politica, come dicevo all'inizio. Ma momenti di dibattito come questo servono appunto per confrontarci, teniamo fuori però questioni giuridiche che non hanno cittadinanza in questo dibattito. Grazie. Grazie al dottor Menegus. Ora chiedo di venire al tavolo all'avvocato Fabio Pucci e l'assessora Alessia Rotta. Allora, la parola a Fabio Pucci, Presidente Nazionale Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, il punto di vista della proprietà. Perché ragioniamo sempre sulla proprietà, ma forse non mettendoci dalla parte del proprietario. Grazie Presidente, grazie dell'invito. Certo non è facile adesso fare un intervento che rappresenta la piccola proprietà immobiliare quando abbiamo capito che dal punto di vista normativo e anche dal punto di vista politico probabilmente già ci sono delle scelte in atto. Vorrei solamente fare prima un brevissimo excursus di che cos'è la piccola proprietà immobiliare. La casa ha una grande importanza nella cultura italiana e spesso è considerato un luogo di grande valore. Rappresenta un luogo di radicamento, famiglie e comunità a cui è attribuito un significato emotivo e culturale che è trasmesso attraverso le generazioni. È un segnale di stabilità e di sicurezza e la percezione e il significato della casa varia, magari leggermente, da un paese europeo all'altro, ma ci sono similità culturali. In Francia è considerato un luogo di convivialità, in Spagna è visto come un luogo di incontro, in Germania è visto come un investimento a lungo termine, ma le famiglie tendono ad essere caute all'acquisto e preferiscono affittare. Nel Regno Unito la casa è considerata un simulacro di statuto e successo. In Svezia, ovviamente, l'armonia con la natura è un aspetto importante sulla progettazione della casa, pertanto in generale la casa in Europa rappresenta un luogo di sicurezza, ma con percezioni di variazioni culturali significative da un posto all'altro. Ma accanto al cuore va considerato anche una formula speculativa che ha permesso, col contributo dei piccoli proprietari, di formare un patrimonio immobiliare di 6.000 miliardi, circa 3,5 volte il valore della produzione annua del PIL. E gran parte di questo patrimonio si concentra nei grandi centri urbani. Roma da sola rappresenta il 5%, Milano il 3%, altre l'1%. E al di là dei grandi centri urbani, il patrimonio immobiliare italiano si concentra poi nelle zone costiere e zone montane. Quindi i due fattori che contribuiscono ad accrescere il patrimonio immobiliare sono la densità abitativa, che adesso vedremo, e il prestigio della località. Ma proseguiamo con le cifre. Le persone che vivono in casa di proprietà sono circa 43 milioni, il 75%, mentre 11 milioni in locazione e 4,4 milioni in usufrutto, ma consideriamoli come se fossero immobili di proprietà. In Italia le seconde case sono 5,5 milioni e uno degli investimenti preferiti da parte della piccola proprietà immobiliare e il 17,2% del totale delle abitazioni.
Tra le province con più seconde case ci sono Roma con 215.000, Torino 177.000, Napoli con 122.000. Questi sono gli immobili che vengono messi in locazione. E in 3.340 comuni le seconde case superano il 20% del totale degli immobili residenziali. Quindi i residenti sono quasi tutti a posto. È il 20% in più che è quello che noi mettiamo sul mercato delle locazioni. Sono cifre significative. Abitazioni che necessariamente, vista la fiscalità impietosa, devono essere immesse sul mercato. Il più speculativo possibile. Ma chiudiamo il ciclo dei dati. Nei centri storici, dei 109 capoluoghi che abbiamo preso questi, sono informazioni che non dà Luppi, sono informazioni che dà l'Agenzia delle Entrate. In questi 109 capoluoghi di provincia vive il 2,% della popolazione, pari ad 1,5 milioni di persone, il 3,8% di stranieri, il 2,9% di famiglie italiane. Il 23% degli abitanti di queste parti della città ha più di 64 anni e soltanto il 12% meno di 12 anni. Se raffrontiamo queste cifre, balza evidente agli occhi che il problema è dei centri storici, fatte eccezioni per poche città, questo lo ammetto, che poi analizzeremo, ma già li abbiamo visti, è più un fenomeno percepito che reale. E i numeri parlano chiaro. Fatte eccezione per Roma, Milano, Firenze e naturalmente Venezia. Prendiamo subito in considerazione. Nel 2022 a Roma ci sono stati circa 3.898.348 notti prenotate a tariffa media di euro 147. Parliamo di Venezia, nel 2022 1.471.471 notti prenotate a tariffa media di euro 184,26. Non mi pare che sia proprio disastrosa ripeto, sono dati che non ho preso io. Roma conta 1.000 hotel, quasi tutto al centro. Io sono stato presente al tavolo della Santanchè come presidente del Luppi. Decreto che poi ha avuto degli esiti che tutti conosciamo, ma che comunque aveva come scopo la cosiddetta regolamentazione degli affitti brevi, che nella sostanza era già in atto e che in itinere ha già avuto alcune correzioni. Ultimamente l'articolo 18 del disegno di legge di bilancio aumenterebbe, perché ancora non è diventato naturalmente legge, l'imposta dal 21 al 26%. L'aumento è destinato solo alle locazioni brevi, quelle cioè inferiori ai 30 giorni, ma la nuova tassazione al 26% si applicherebbe a partire dal secondo immobile. E qui c'è il limite dei 4 appartamenti, con l'opzione della cedolare secca. Dai 5 in poi, in su, l'attività viene considerata imprenditoriale e quindi non più tassabile al 21%. Il 26% sarebbe a carico dei proprietari e la tassazione dei redditi dalle piattaforme non cambierebbe. Ma perché aumenta l'aliquota? Ci è stato spiegato che non è per fare cassa, ma è a tutela di famiglie e studenti, cioè vale a dire la cedolare finora ha contribuito a essere l'enorme carenza di case. Non credo che sia questo l'argomento da prendere. Inoltre, addirittura dalla Grecia abbiamo importato il codice PIN, ma questo io lo ritengo necessario, cioè quel codice identificativo nazionale per tracciare chi affitta un'abitazione e ovviamente combattere il nero. Ci sono delle, diciamo così, iniziative che noi condividiamo in pieno. Ora, su questo mi pare che dovremmo evidenziare come il piccolo proprietario che da locatore dovrebbe passare solo con un colpo di bacchetta dopo 2 appartamenti in proprietà
e senza naturalmente avere una tutela civilistica, diventa un imprenditore con i requisiti che costituiscono proprio le caratteristiche dell'impresa. L'attività produttiva, che sarebbe l'appartamento, l'organizzazione, che sarebbe il proprietario o probabilmente il coniuge, l'economicità, che sarebbe il fitto, e la professionalità, che sarebbe, non so, il corso o una laurea del personaggio. Io non credo che questi siano i termini per poter trovare una soluzione. Io credo, e questo mi pare che già sia stata riferita, che la desertificazione dei centri storici è un fenomeno complesso che può essere influenzato da diversi variabili e fattori, ma non certamente dalla piccola proprietà immobiliare. Difficile dare un inizio del fenomeno, ma piuttosto una serie di tendenze e cambiamenti nel tempo hanno portato a questo fenomeno. Se pensiamo che durante il periodo della industrializzazione molte persone si sono trasferite dalle zone rurali alle città in cerca di lavoro, questo ha portato un aumento della densità urbana nelle zone centrali, ma successivamente, con la decadenza industriale, si è arrivati a questa inversione di tendenza. Non è colpa dei piccoli proprietari che magari danno o chiedono un appartamento e chiedono dei canoni di locazione sballati. Sono questi fenomeni che già sono avvenuti, e non voglio entrare nei particolari perché sarebbe troppo lungo, ma sono il cambiamento demografico, lo sviluppo nella periferia più accessibile ed attraente per l'edilizia residenziale. Io mi riferisco a Roma, certamente Venezia è ancora più particolare, ma Roma al centro ha dei problemi che non possono essere risolti con la bacchetta magica. Perché il centro di Roma man mano si è spopolato? Si è spopolato per una serie di cose che non sono gli affitti alti, possono essere anche gli affitti alti, ma sono delle infrastrutture che il residenziale al centro non ha. Non può avere un box perché non gli viene permesso, ha dei problemi di mobilità enormi, situazioni per le quali naturalmente cosa si sceglie? Si sceglie il più comodo e quindi la periferia di un certo livello. Chiudo. È chiaro che il colpo di grazia è stato dato da questa, come possiamo chiamare, turistificio, cioè una situazione per la quale è chiaro ed evidente che la grande massa dei turisti dove vuole andare? In periferia? È chiaro che si riversa nel centro e queste trasformazioni di questa zona centrale della città sono stati inoltre dominati dalla cosiddetta movida e quindi dalle attività di somministrazione. L'ulteriore spopolamento dei negozi di artigiani sono tendenze ormai consolidate in tutte le città d'arte e non solo italiane e che hanno visto implementare ristoranti, bar e locali notturni. Concludo. Siamo aperti a discutere, però voglio dire, non possiamo pensare che un piccolo proprietario che ha 3 appartamenti, magari uno se l'è comprato, un altro lo ha preso in successione e un altro magari lo avrà comprato, possa essere considerato, perché affitta il proprio immobile, essere un imprenditore, con la esigenza e la necessità di dargli una partita IVA e di farlo attivare come se fosse un imprenditore. Credo che questo sia effettivamente un modo sbagliato per poter trovare delle soluzioni. Grazie. Grazie Presidente. Do ora la parola ad Alessia Rotta, consigliera comunale del Comune di Verona, che ci parlerà delle sinergie che stanno circolando tra i comuni e le proposte che vengono fatte. Grazie intanto dell'invito. Io sono prima di tutto a parlare a nome dell'assessora Marta Ugolini, che ovviamente porta i suoi saluti, che oggi non poteva essere con noi. Con una premessa, e credo che questo sia il principale contributo che portiamo qui.
Il ritardo, l'abbiamo sentito da quello che ha detto il professor Celata, è un ritardo diffuso in tutta Italia, nelle città turistiche. Mi permetto di dire che Verona è la quarta città turistica, ovviamente la seconda del Veneto dopo Venezia, ed è un fenomeno che, se guardiamo anche agli interessi, a quello che si sta sollevando in tante città, persino Bergamo, che voglio dire sta conoscendo, vuoi per l'aeroporto, vuoi per un fenomeno turistico, è appena stata città della cultura, capitale della cultura insieme a Brescia, che diciamo dilaga sempre più in tante città italiane. Quindi la premessa che voglio fare è che noi, a proposito di ritardo, perché il primo punto che mi sento di dire è un ritardo diffuso della politica non in senso partitico evidentemente, ma perché questo accade, siamo arrivati ad un punto in cui il fenomeno è non regolamentato. E come diceva l'avvocato oggi, appena adesso, è frutto di tanti fenomeni che non si è avuto il coraggio diffusamente di regolare. Perché quando si dice dell'overtourism, quando si dice di una cristallizzazione dell'offerta, in particolare dal lato degli albergatori, perché qui ci sono tanti interessi, e qui stiamo parlando di interessi che non dovrebbero essere contrapposti in una società, cioè quelli dei residenti a decidere, diciamo, possibilmente dove abitare secondo le possibilità, ma il diritto alla casa che, diciamo, è appunto in quanto tale un diritto. Dall'altro lato di chi fa l'esercizio, un esercizio commerciale a fini lavorativi, di fare il proprio lavoro. Credo in questo senso che il conflitto che c'è anche rispetto agli albergatori, che però in questi anni non hanno certo aumentato o modificato la loro offerta a fronte di una domanda che si modificava legittimamente da parte appunto di una domanda dei turisti che chiedevano altro, e invece l'offerta era piuttosto rigida, e quindi si sono causati questi fenomeni. Voglio dire che non portare regole, questo è il primo punto che mi sento di dire, il tema di procrastinare le regole per dei conflitti che vanno superati non può essere più un motivo sufficiente, pena, diciamo, dei fenomeni che non fanno altro che acuirsi. E questo credo che sia il portato del fatto che, come la Presidente Magaraggia, che torno a ringraziare per l'invito di Verona, è che necessariamente le città si muovono e si stanno muovendo in rete su proposte che poi non vado a ripetermi perché il professor Celata e anche il professore prima le hanno rappresentate, sulle quali noi come Verona ci stiamo muovendo in una determinata direzione, sono quelle, ma che credo che abbiano come, diciamo, riferimento comune per quello che si sta diciamo, delineando come panorama, quello di una regolamentazione non solo per non incorrere poi in possibili ricorsi, consulta e quindi respingimenti, ma perché poi la regolamentazione sia utile e, vorrei dire, equilibrata e proporzionata nel rispetto dello sviluppo delle città e dei diritti di tutti, residenti, turisti e operatori commerciali e proprietari privati, deve avere quella caratteristica di flessibilità che mi sento di dire che nella proposta dell'ANCI è quella, cioè dei comuni italiani, dei sindaci dei comuni italiani, viene posta, cioè che ci siano dal lato dei principi nazionali all'interno dei quali poi ci siano delle libertà, ovvero delle possibilità di regolamentazione da parte delle singole amministrazioni comunali, perché è di tutta evidenza che le città hanno e rappresentano diciamo, caratteristiche diverse, tra cui una caratteristica fondamentale che il Comune di Verona è sicuramente orientato a fare, a partire dai risultati che stiamo cercando di analizzare. Voglio dire, per la prima volta noi, contezza di quello che accadeva a Verona, seppur la quarta città turistica, in definizione le stiamo avendo adesso con delle risultanze che questa amministrazione, la nuova amministrazione in carica da 1 anno e mezzo, sta avendo. E i numeri sono anche in questo caso importanti. Verona è la prima città in Veneto, al secondo posto c'è Venezia per numero di abitanti, ma anche in questo caso abbiamo il dato record del 2019, quindi pre-pandemia, di 2.700.000 turisti, immaginate quanti, con, a fronte di un'offerta rigida da parte degli albergatori di 6.000 posti letto, sono 16-18.000 i posti letti messi a disposizione dalle altre forme del sharing economy e quindi degli affitti brevi e offerta variegata. È evidente che questi numeri dicono di una sproporzione, e dove si concentrano questi affitti brevi? Evidentemente soprattutto nella zona del centro storico, quindi dell'ANSA
di Verona e solo marginalmente anche nel resto del centro, quindi San Zeno, e comunque adesso non voglio scendere nei dettagli, diciamo, di chi non conosce Verona, però questo è un dato sicuramente rilevante e significativo per dire che questo fenomeno c'è e che questo fenomeno va regolato, perché le conseguenze sono quelle che accadono, e quindi non mi ripeterò, nelle altre città. Laddove anche in questo caso, io sono stata 10 anni in Parlamento, c'è stato poco coraggio da parte di chi invocava l'intervento parlamentare. Il collega Pellicani veniva citato prima, ha fatto per Venezia un emendamento, ma immaginiamo se una questione così seria che chiama in causa appunto il diritto alla casa, il tema degli affitti turistici che appunto non sono assolutamente vietati, il tema del turismo che rappresenta evidentemente per il nostro Paese un grande momento economico e non solo importante, ma se è attraverso un emendamento ad un'altra legge che può essere regolato questo fenomeno, e solo per una città, quantunque la più importante forse dal punto di vista turistica, che è Venezia, che però appunto nel lasciare libertà, come credo sia normale, al Comune di Verona, oggi si trova ancora inattuata. Anche per quanto riguarda l'iniziativa, quindi l'iniziativa di Pellicani si è accompagnata negli stessi anni con l'iniziativa, devo dire, del sindaco Nardella, che qui voglio citare non tanto per ripetere quello che l'assessora ha già detto, l'assessora Albanese è molto bene, anche noi come Verona potremmo prendere lo stesso, diciamo, prototipo, perché anche noi siamo una città UNESCO e quindi potremmo regolarci, ma sappiamo che i criteri UNESCO poi regolano una dimensione, diciamo, inferiore, quindi si creerebbe forse una concorrenza anche sleale tra dov'è il confine più stretto dell'UNESCO rispetto a quella del centro storico. Ma questo porta in sé altre conseguenze. Il sindaco Nardella ha regolamentato anche quelle che sono le attività commerciali all'interno delle città, perché questa è la conseguenza della desertificazione, come conoscete bene a Venezia, cioè perché non ci sono più residenti nelle città, dov'è la causa e dov'è l'effetto evidentemente dei servizi che vengono a mancare e che quindi poi rendono difficile quel tornare indietro, da quando i buoi sono scappati, come appunto è accaduto e come è uno dei punti fondamentali del dibattito, laddove le diverse proposte cercano di intervenire sapendo già che sul pregresso è difficile intervenire, ma non impossibile. E io credo che questo, per esempio, rappresenti nel confronto delle città che abbiamo fatto, non ultimo nelle ultime settimane, che continua nelle rete ad essere diciamo, presente, è un punto importante sul quale partire, cioè che cosa si fa rispetto al pregresso per regolamentare, ma confortati anche da quello che ha detto il professor Celata, penso che noi non dobbiamo da questo punto di vista metterci dei limiti e delle frontiere, sapendo bene qual è la dimensione sociale. Anche in questo caso colpevole, diciamo ancora una volta, io dico la politica, non è un caso se la disaffezione, poi ci meravigliamo della disaffezione della politica rispetto a questo, perché evidentemente il tema della casa è un tema, del diritto alla casa è un tema che riguarda, mi fa piacere che appunto l'Ateneo Veneto si occupi di quello che accade in molte città laddove lavoratori pubblici non hanno più, nonostante siano lavoratori pubblici e non disoccupati, non trovino più la possibilità di abitare. Ebbene, l'altro dato che noi abbiamo e che non possiamo vedere in ottiche distinte nella nostra città è quello che accade sul nostro patrimonio immobiliare per quanto riguarda le case, che noi abbiamo l'ente, diciamo, delle case ad affitto moderato, che si chiama appunto AGE, che ogni città ha. Bene, noi attualmente abbiamo il 10%, quindi 585 appartamenti sfitti, ma il dato che noi osserviamo è che mentre prima il primo effetto, la prima, diciamo, causa della domanda di case era l'amorosità, oggi invece è la decadenza dei contratti. Cioè chi viene a chiedere casa è perché era prima in affitto ma non ha più possibilità di rinnovare quell'affitto, e non rinnova più quell'affitto perché è più conveniente per i proprietari evidentemente fare degli affitti brevi di altra natura, perché sono più convenienti. Forse anche qui sarebbe, proprio per non mettere in concorrenza le diverse esigenze, che non è strada da perseguire, dovremmo chiederci perché è così difficile per i proprietari affittare le case. Forse anche lì un intervento in parallelo, proprio per non creare delle concorrenze, dovremmo naturalmente farlo. Quindi, dette tutte queste premesse, facendo questa fotografia di Verona che ho cercato di rappresentarvi non così brevemente come avrei voluto, credo che per quanto ci riguarda
quello che è la nostra appunto intenzione, l'intenzione dell'amministrazione comunale nel coordinarsi con le altre città, e questo credo che rafforzi e anche porti le città in cui dinamiche che sono dinamiche di pressione ovviamente naturali, che avvengono in tutte le città e per tutti i sindaci possano essere svincolati da questa forma di pressione inevitabile da parte delle, non le chiameremo lobby, qui non so se è elegante parlarne oppure no, ma è così, degli interessi più che legittimi delle parti in causa, avere un quadro di legge nazionale che vede tutte le città potere avere da un lato un perimetro, un frame, diciamo una cornice normativa, e dall'altro lato una libertà sulla quale muoversi, sia quello che intende fare a Verona, che vede con favore il tema della zonizzazione, come vi dicevo, il tema di una previsione appunto di un tetto massimo per quanto riguarda le unità abitative, il tema della revisione fiscale, ancorché come ci diceva il professore non è un tema esiziale ma comunque importante, nuove regolamentazioni di nuove fattispecie in modo che non si crei subito la norma e poi un bug interpretativo che crediamo appunto non sia percorribile. E quindi questo è un po' laddove noi ci mettiamo, ci vorremmo inserire, con un'altra sottolineatura, davvero l'ultima, che è quella del sistema dell'offerta ai posti letto. Noi credo che dovremmo ragionare, che la cifra di ragionare in tema di posti letto dovrebbe essere la disciplina, se la disciplina guardasse a questo, è un buon punto di vista, senza che appunto nuove forme di offerta oggi non contemplate vengano poi a ricadere al di fuori dell'ambito disciplinato con grande fatica, come sentiamo e come stiamo sentendo. Grazie. Grazie consigliera. Chiedo a Giacomo Maria Salerno e a Maria Fiano di venire al tavolo. E adesso parleremo, abbiamo avuto un panorama credo ampio, estero e di altre città, aspettiamo i dati veneziani. Perfetto. Siete divisi il lavoro iniziale? Sì, comincia lei. Prego. Allora, intanto buonasera, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Ringrazio anche la Presidente per questa occasione, l'Ateneo Veneto per questo spazio di confronto cittadino sempre utile e Donatella Calabi per averci supportato in questa organizzazione. Io e Giacomo ci dividiamo questo ultimo intervento sul caso Venezia, che è un po' l'idea di un caso studio in qualche modo. Partiamo come osservatorio civico sulla casa e sulla residenzialità dai dati, cercando un po' di contribuire dal punto di vista appunto della città di Venezia rispetto al dibattito e al confronto di oggi. Ci sono alcune parole chiave che torneranno, quella sicuramente della pressione, sicuramente quella della tenuta della città, del vuoto normativo così ben articolato e spiegato negli interventi che ci hanno preceduto, sicuramente della necessità di una regolamentazione, della necessità di un dialogo e di un confronto e anche insomma dell'idea che oltre ai turisti anche gli abitanti amano vivere nei centri storici, per cui insomma da qui partiamo con i dati. L'analisi di un fenomeno come osservatorio civico, per questo parliamo di caso Venezia, abbiamo iniziato a lavorare su questi dati nel 2019 quando ci siamo costituiti, grazie al lavoro di Alice Corona che di dati si occupa, sui dati lavora, ma soprattutto lavora sulla loro interpretazione, su una corretta comunicazione. Qui abbiamo un primo dato sul fenomeno che accompagna da una parte lo spopolamento, quindi dati diciamo così della diminuzione costante dei residenti nella città storica di Venezia, e dall'altra invece dell'aumento crescente dei posti letto di tutta l'offerta ricettiva, quindi comprensiva sia del settore alberghiero, extra alberghiero, all'interno dell'extra alberghiero
alberghiero anche dell'alberghiero cosiddetto extra alberghiero complementare, cioè le locazioni brevi turistiche. C'è una punta appunto che è quello del Covid, che si vede la pandemia, no? di un momento di discesa nel 2020, quindi c'è già stato un superamento tra numero di posti letto e rispetto ai residenti, un calo con il momento della pandemia e poi invece una crescita che continua. Attualmente abbiamo 49.092 posti letto nella città storica, di cui 22.008 sono in locazione turistica, cioè rappresentano il 45% dell'intera offerta ricettiva in città. Il numero appunto di posti letto ha già superato quello dei residenti, lo abbiamo già indicato qualche mese fa, e quindi si vede quindi la crescita. C'è anche da indicare che la presenza appunto di posti letto all'interno di abitazioni, ovviamente rispetto ai dati di capienza di un albergo, è assolutamente minima, quindi vuol dire che la maggior parte dell'offerta ricettiva si trova poi ospitata in locazioni private. Alcuni dati sullo storico, mi fermo un attimo qui, visto che prima sono stati citati, se non sbaglio, per la città di Firenze nel 2016, qui ci riferiamo però alla Venezia insulare, sono i dati dell'ufficio statistica della Regione Veneto che ci restituisce, diciamo così, lo storico per quanto riguarda il nostro territorio. Nel 2016 avevamo 16.000 posti letto nel settore extra alberghiero, per il 90% occupato da locazioni turistiche. Nel 2022, perché appunto si riferiscono all'anno precedente, siamo passati a 36.000 posti letto, sempre di solo extra alberghiero. I dati sono per la città insulare e non per la città storica, quindi comprensiva delle isole Murano e Burano. Abbiamo uno strumento, questo anche ci consente di parlare di caso Venezia e di analizzare bene la situazione veneziana. Abbiamo uno strumento che non tutte le città hanno, che è il geoportale del Comune di Venezia, che è finalizzato, diciamo così, alla lettura fotografica giornaliera, quindi aggiornato al giorno precedente. Questo è uno screenshot che abbiamo preso questa mattina, perché insomma è veritiero e fresco, si riferisce quindi ai dati di ieri ed è finalizzato ovviamente alla discussione del contributo della tassa di soggiorno. Anche qui i dati appunto sono una fotografia del giorno, ci consentono però di analizzare, di andare a esaminare che cosa succede per territorio, per sestiere, addirittura per isolato. Anche qui qualche dato storico che proviamo a dare con l'aiuto invece degli altri strumenti, quali l'Ufficio Statistica della Regione Veneto. Nel 2022 abbiamo 7.628 alloggi privati nella città storica, nel 2016 erano 2.854, nel 2006, quindi prima dell'avvento della cosiddetta share economy e delle locazioni brevi turistiche, delle piattaforme, erano 499, quindi è un fenomeno che è in evidente espansione e che evidentemente non viene regolamentato. Alcuni dati anche rispetto ad una concentrazione, non soltanto una diffusione nel tempo ma anche nello spazio, che ci restituiscono un po' l'immagine di una asimmetria tra la città storica e la terraferma. Se appunto nella città storica risiede, come ormai ahimè noi sappiamo, il 20% della popolazione residente in tutto il territorio comunale, è qui che si concentrano invece i posti letto turistici, quindi il 60%, quindi una simmetria abbastanza forte che ci sta dicendo che la città di Venezia, no? Dicevamo dal centro storico delimitato, in realtà appunto si sta trasformando in un centro storico quasi esclusivamente turistico. Se vogliamo un dato a confronto, dei 7.628 alloggi privati nella città storica che ospitano locazioni brevi turistiche, ecco, a Mestre e Marghera, sempre dati riferiti al 2022, sono 78, così per darci un po' la misura di in come si sta trasformando il nostro territorio. Grazie appunto a questo strumento che è il geoportale del Comune e grazie soprattutto al lavoro di Alice riusciamo anche ad andare a vedere che cosa succede nello specifico in alcuni isolati. Quindi abbiamo il caso per esempio di un isolato a San Polo, abbiamo 44 strutture turistiche, quindi per un totale di 201 posti letto, di queste
42 su 44 quindi sono locazioni turistiche, quindi sono ospitate in alloggi privati, quindi accatastati diciamo come alloggi residenziali, che ospitano 184 posti letto con un rapporto diciamo così di residente e posto letto turistico da 1 a 19. L'idea di lavorare sui posti letto ci aiuta un po' a capire il rapporto con la popolazione rispetto a lavorare diciamo così con gli alloggi. Un altro caso diciamo così a Castello, proprio per vedere come tutta la città è caratterizzata da questo fenomeno. Su un altro isolato abbiamo 34 strutture turistiche con 437 posti letto, 26 sono locazioni turistiche, quindi con posti letto ovviamente minori perché gli altri sono evidentemente degli alberghi. Abbiamo 440 residenti con un rapporto quindi di 3,12 per posti letto per ogni residente. Questo ci dà un po' la misura dell'impatto, della pressione, della concentrazione, ma anche della tenuta stessa della città. Se deve essere una città abitata, questi diventano isolati, abitati esclusivamente da visitatori temporanei. L'ultima parte, prima di cedere sempre sulla parte dei dati, poi un'analisi di Giacomo, è il vuoto normativo. È un'anticipazione di un'inchiesta che stiamo portando avanti come osservatorio civico sulla fenomenologia proprio delle locazioni brevi turistiche, per capire proprio che cosa comporta, quali sono le conseguenze di questo vuoto normativo. Qui si tratta di un edificio che si trova pochi passi da Campo San Bartolomeo, è un edificio di proprietà di Banca Italia. Nel 2019 Banca Italia libera l'intero edificio, che è accatastato anche questo come immobile residenziale, per ristrutturarlo. Alcuni contratti, come ci viene anticipato, erano in scadenza, per cui non vengono rinnovati, e dichiara appunto, prima di fare la ristrutturazione, dichiara di non assolutamente avere intenzione di trasformarlo in albergo, di non procedere assolutamente con alcun cambio di destinazione d'uso. Viene da dire, non serve attualmente. Tutti i 12 appartamenti dei 3 piani dell'edificio sono gestiti da Vimate, che è una agenzia di gestione delle locazioni brevi turistiche spagnole, e sono tutti in locazioni brevi turistiche, quindi nessun abitante residente vive più dal 2019 in questo edificio grazie ad un vuoto normativo. Grazie a Maria Fiano. I dati sono testardi e qualcuno dovrebbe analizzarli meglio. Prego. Grazie, allora provo un po' a completare il quadro che vi abbiamo portato come OCIO a partire da alcuni degli ultimi studi e delle ultime analisi che abbiamo condotto. Volevo soffermarmi brevemente sull'ultimo caso che appunto su cui stiamo lavorando e che citava adesso Maria, dell'immobile di Banca Italia, che ci racconta una cosa secondo me importante per la nostra discussione. Ossia che il fenomeno delle locazioni brevi turistiche è un fenomeno che non riguarda solo ed esclusivamente appunto la piccola proprietà parcellizzata, riguarda un'ampia casistica di situazioni all'interno delle quali anche la piccola proprietà, per poi un effetto a valanga, ha degli effetti e delle conseguenze, quindi non per il fatto di essere piccola e parcellizzata non provoca degli effetti a livello urbano e territoriale, ma ci sono poi appunto esempi come questi in cui istituzioni pubbliche fanno lo stesso ragionamento di un piccolo proprietario, ossia fanno l'uso più speculativo possibile del loro bene, come ci è stato detto prima, però lo fanno a partire dalla loro natura di istituzioni pubbliche. E poi ci sono casistiche ulteriormente differenziate, nel senso che abbiamo soggetti privati che vanno ad accumulare un grande numero di appartamenti, quindi multi-host non solo nella gestione ma anche nella proprietà. Sul sito di OCIO trovate alcuni affondi, alcune indagini su alcune situazioni particolarmente interessanti che abbiamo rilevato sulla città di Venezia, un caso per esempio a Corte delle Colonne a Castello e un altro a San Zan de Golà, in cui un certo numero di alloggi
riconducibile tutto alla stessa proprietà privata, che anche lì fa un uso speculativo, e da questo genere di dinamiche non sono escluse nemmeno le tradizionali imprese del settore turistico. Un altro studio che abbiamo fatto in occasione della nostra camminata a Santa Croce ci ha mostrato come anche gli alberghi posseggano appartamenti in locazione turistica, laddove non riescono ad espandersi. Su Venezia perlomeno vige da qualche anno la famosa delibera blocca alberghi, che per altri versi è in qualche modo aggirabile non è il termine corretto, scusatemi, ma che può essere non applicata a seguito di una delibera del Consiglio Comunale che valuti la pubblica utilità rispetto a quel determinato ampliamento alberghiero, però anche laddove un proprietario alberghiero non fosse nelle condizioni di farlo, può ricorrere ampiamente allo strumento della locazione turistica. Questo per dire che anche il tema della concorrenza, no, tra alberghiero e locazione turistica forse è anche più complesso di così, quindi è difficile dire che chi chiede una regolamentazione sia per forza amico degli albergatori. Utilizzo questi termini solo perché sono quelli che vengono usati nel dibattito politico, poi uno può avere tanti amici albergatori o meno, non è quello il punto. Questo, scusate come inciso, poi puoi andare ti devo chiedere di farmi da assistente perché il computer è lì. Ecco, questo ampio ventaglio di casistiche ha poi degli effetti molto, molto banali nella riduzione del parco di abitazioni disponibile e conseguentemente anche nell'aumento dei canoni di locazione per gli affitti residenziali. Qui abbiamo una tabella che ci racconta il passaggio dei canoni di locazioni medi da 9 a 15 metri quadri, è una pubblicazione del Corriere del Veneto basata su degli studi del Centro Studi Tecnocasa, che appunto registrano, no, questo importante aumento come effetto della proliferazione delle locazioni turistiche. E un altro elemento controfattuale è che, andando a vedere il periodo pandemico, riusciamo a vedere come durante la pandemia gli affitti fossero scesi nuovamente a 11 euro al metro quadro, per poi riaumentare con la ripresa del mercato turistico. Quindi abbiamo proprio un rapporto di causalità abbastanza diretto, che qui vi presentiamo in maniera artigianale, ma che è in qualche modo confermato da una molteplicità di studi che si svolgono a livello sia italiano che internazionale, alcuni dei quali condotti dal professor Celata che ha parlato all'inizio. Aspetta un attimo. Ci sono tra l'altro vi abbiamo fornito anche fonti diversificate anche nella nostra appunto analisi artigianale, da un portale che si occupa di intermediazione immobiliare a qualcuno che si occupa di diritti degli inquilini, quindi è una consapevolezza diffusa in chiunque abbia a che fare col mercato degli alloggi che questo è un effetto diretto. Ok, puoi passare a quella successiva. Questa slide forse è un po' di difficile lettura, ma provo a spiegarvela. Questa è un'altra delle nostre inchieste artigianali, con cui con la parola artigianale non voglio dire che le facciamo a caso, ci sono tutte le note metodologiche del caso sul sito di Ocio se volete analizzarla nel dettaglio, ma questo è uno studio che abbiamo provato a fare rispetto all'impatto dei grandi eventi in un contesto come quello veneziano, in cui è diventato ormai bizzarro anche solo parlare di stagione turistica, perché è tutto stagione turistica tranne qualche mese di Caigo a cui fortunatamente finalmente ci avviciniamo, però ci sono una serie di, forse infatti, ci sono una serie di eventi che sono dei grandi attrattori di flussi turistici, nel weekend di Pasqua o gli eventi culturali, e che quindi chiedono di interrogare anche la programmazione culturale, no? delle istituzioni pubbliche e degli amministratori. Qui abbiamo preso in esame il weekend di picco definito dall'apertura della Biennale. E siamo andati a fare uno studio su un campione di appartamenti e abbiamo visto che nel weekend di apertura della Biennale il prezzo medio sui 37 appartamenti che abbiamo preso in analisi di affitto a notte sulla piattaforma Booking era di 696 euro a notte, con picchi di 1666 euro per determinati
per determinati appartamenti. Prezzo a notte in un weekend di particolare punta. Rimani pure su quella slide. Abbiamo condotto questo monitoraggio in realtà perché era il periodo in cui si iniziava a parlare insistentemente di questi 120 giorni, su cui anche Giacomo Menegussa ha spiegato che in realtà il tema non è nello specifico quello dei 120 giorni, neanche riguardo all'emendamento Pellicani, ma essendo un tema di discussione in città abbiamo provato a vedere un'ipotetica redditività di un campione di appartamenti su un periodo, un lasso di tempo di 120 giorni. Abbiamo fatto un monitoraggio dal 1° marzo al 30 giugno e abbiamo visto che tutti gli appartamenti che avevamo preso in esame, intanto nessuno di questi effettivamente veniva locato per tutti e 120 giorni che avevamo preso in esame, ma nonostante questo avevano una redditività media di circa 14.226 euro. Con picchi per alcuni appartamenti evidentemente di metrature differenti e forse anche di pregio differente, di fino a 43.000 euro nell'arco dei 120 giorni presi in esame, in cui, ribadisco, non erano sempre locati a turisti. Abbiamo ipotizzato, sulla base di questi valori medi, che invece questi appartamenti venissero locati a turisti per tutti i 120 giorni, che sembrava essere il famoso numero magico attorno a cui si stava tentando di definire una soglia. Bene, abbiamo visto che queste locazioni turistiche in media frutterebbero al proprietario 22.700 euro in più di un affitto residenziale. La media del valore di un affitto residenziale l'abbiamo elaborata sui dati di alcune agenzie immobiliari. A Castello, per esempio, è 18.000 euro l'anno, mi sembra che siano dei valori abbastanza in linea con l'esperienza che possiamo fare dell'affitto residenziale. Ecco, insomma, questo per mostrare che appunto questi 120 giorni, appunto non è quello il tema, ma non sarebbero comunque stati sufficienti come elemento di regolamentazione per equilibrare quello che in letteratura si chiama il rent gap, cioè il differenziale di rendita che c'è tra un appartamento in affitto residenziale a dei residenti e un appartamento utilizzato per la speculazione turistica. Ecco, questo è il motivo per cui... Vai oltre a questa, per piacere. Questo è il motivo per cui appunto come OCIO sosteniamo e abbiamo contribuito a elaborare la proposta di legge di alta tensione abitativa, in cui l'elemento del time cap è uno degli elementi che, come veniva ripetuto da molti interventi prima di me, va a comporre un ecosistema di regolamentazioni. Finisco perché penso di avere esaurito il tempo con solo alcune considerazioni finali. Io credo che il quadro che ci ha restituito la discussione di oggi non possa che farci dire che il punto non è se regolamentare le locazioni turistiche, ma come farlo nel modo più efficace, perché quello che viene raccontato dai diversi contesti territoriali a partire dai quali i relatori e relatrici sono intervenuti, a partire dai dati, a partire dagli studi internazionali, a partire da tutto ciò che non possiamo far finta di non sapere ormai del tema delle locazioni turistiche e delle piattaforme, ci dice che anche in un paese che non sorprendentemente arriva spesso e volentieri in ritardo su alcune cose come il nostro, si vada e si andrà verso una regolamentazione. Quello che ritengo fondamentale è che riteniamo come OCIO fondamentale che questa regolamentazione venga fatta rispetto al vero problema che viene prodotto dalle locazioni brevi turistiche, ossia non tanto ed esclusivamente questioni di concorrenza all'interno dell'industria turistica, ma con un occhio di riguardo agli effetti territoriali e alle disuguaglianze che vengono prodotte da questi effetti. Sulla questione veneziana, e chiudo, questa era l'unica altra considerazione che volevo sottolineare, a Venezia, insomma, ne discutiamo molto e ne discutiamo non da oggi. Spesso viene opposto il tema che la città non si spopola da quando è nato Airbnb, oppure un'altra formulazione di questa stessa obiezione era di un noto politico locale un po' di tempo fa che diceva ma tutti i centri storici si spopolano. Certo, però non tutto avviene sempre in maniera uguale a se stessa. Occorrerebbe anche capire
quali trasformazioni della società, lunghe e complesse, sono state richiamate, aggravino determinati processi, li intensificano e in qualche modo li trasformino. Quello che possiamo sapere, ad esempio sempre grazie a uno studio del professor Filippo Celata, è che i trend di spopolamento dei principali centri storici italiani stavano rallentando fino all'emergere dell'economia di piattaforma, quindi all'interno di un esodo della popolazione veneziana che ha avuto le motivazioni più differenti. Insomma, basterebbe leggere il libro bellissimo di Clara Zanardi, La bonifica umana, per vedere quante concause hanno poi contribuito all'esodo della popolazione residente da Venezia. Non dobbiamo fingere di non vedere la famosa e celebre ultima goccia che fa traboccare il vaso e fingere di non dover intervenire solo perché anche altri processi hanno contribuito a determinare quegli effetti. Grazie. Ringrazio Maria Fiano, ringrazio Giacomo Maria Salerno che ha concluso molto meglio di quanto avrei potuto concludere io su questo argomento. Abbiamo ancora un po' di tempo se ci sono degli interventi o delle domande. Professore. No, era il professor Celata prima non annuiva mentre c'era un intervento del presidente del Luppi e non so se volesse intervenire. Prego, professore. Ci sta sentendo? Salve, sì, eccomi. Mi sentite? No. Allora, dal pubblico ci dicono che lei scuoteva il capo durante l'intervento del presidente del Luppi. Allora le chiediamo conto di questo scuotimento di capo. No, chiedo scusa, adesso non mi ricordo esattamente, ma credo che appunto alcune cose poi siano quelle che sono emerse successivamente. Ma credo che Giacomo Salerno abbia concluso. Certo, come dire, cause con cause non sono un motivo per. Io cito semplicemente, a proposito di numeri, il caso di Roma. È vero che Venezia, diciamo, se guardiamo le dinamiche di spopolamento del centro storico, sembra quasi una costante, no? Però chiaramente questa costante nei vari decenni ha ragioni molto diverse, adesso non mi dilungo. Altri casi, come il caso di Roma, sono abbastanza eclatanti da questo punto di vista, nel senso che Roma, in realtà il centro storico di Roma aveva smesso di perdere residenti da diversi decenni, perlomeno dagli anni '80, anzi si era notato addirittura un aumento della popolazione residente, soprattutto per, come dire, la sostituzione di popolazione residente a medio-basso reddito con popolazione ad alto reddito. Il problema di questo fenomeno è che è una sorta di gentrificazione senza sostituzione. Per farla molto breve, in soli 5 anni, dal 2013 al 2018, i quartieri centro storico e Trastevere hanno perso più di un terzo dei loro abitanti. E quindi noi l'abbiamo anche analizzato, perché appunto i numeri sono tanti, insomma, sarà un po' per deformazione professionale, però come dire, il numero di per sé non dice nulla se non viene sottoposta, come dire, a un'analisi che si basa su una metodologia rigorosa. Noi abbiamo stimato che a Roma il fenomeno di affitti brevi può essere ritenuto responsabile per il 70% dello spopolamento che si osserva nel complesso dei quartieri di Roma, dove guarda caso appunto i quartieri dove incide il fenomeno si spopolano, anche non del centro storico, anche in zone limitrofe al centro storico, e gli altri quartieri invece rimangono stabili. Questa stessa relazione statistica nel caso di Venezia è del 90%. Quindi questo è quello che dice, diciamo, l'evidenza scientifica. Ripeto, insomma, ognuno ne può stabilire quello che vuole. Io credo che dal punto di vista dei proprietari, come molto spesso anche il punto di vista di alcuni amministratori, che le città, che questo fenomeno sia uno straordinario strumento di produzione di ricchezza. È chiaro che visto da questo punto di vista, il punto di vista che invece abbiamo presentato oggi credo che sia il punto di vista della città, della vivibilità della città, nell'interesse degli stessi turisti che la visitano. Quindi il problema non è tanto quanto si produce di ricchezza, ma anche, se vogliamo, quanta ne rimane sul territorio, chi ne gode e quali sono gli effetti collaterali. Ora, contemperare tutti questi interessi all'interno di un unico
diciamo, di un unico intervento legislativo è molto complesso, però chiaramente come dire, come si è detto, il problema a questo punto non è più neanche se, ma è come. Io credo che nel frangente attuale però un intervento, come dire, che poi non incida effettivamente sul fenomeno, ma semplicemente voglia testimoniare, come dire, in generale un'attenzione, potrebbe perfino essere controproducente. Quindi questo è il momento. Io mi spiace e chiedo scusa se non ho citato, nel momento in cui ho citato la situazione del 2022, ho citato il Portogallo rispetto a quello che è successo successivamente, non ho citato invece il Comune di Firenze. Credo che il Comune di Firenze stia dimostrando anche ad altri comuni qual è la strada, perché ecco, per tornare al quadro europeo, è chiaro che in molti casi si è proceduto in questo modo. Ci sono stati un caso noto, è quello francese, in cui alcune città si sono mosse in maniera un po' anche ardita, diciamo, sono andati a contenziosi anche con il governo nazionale, perché poi si è trovato in qualche modo un compromesso. Quindi io credo che le città che lo possono fare, come Venezia, debbano intervenire, coloro che non lo possono fare dovrebbero fare qualcosa di simile, diciamo, a quello che ha fatto Firenze, perché questo è un momento cruciale in cui bisogna fare pressione nell'ottica di un'introduzione di regolamentazione nell'interesse della città. Grazie. Grazie, professore. Prego. Buongiorno e buonasera. Anzi. Io vivo la realtà del problema abitativo di Venezia dagli anni '80 in maniera continuativa, e quello che trovo qua uno scollamento. Abbiamo sentito tutti i vari dati dell'aumento della residenzialità destinata al turismo, e come se questo fosse la causa dello spopolamento. Io devo escludere questo, cioè la destinazione turistica è una conseguenza dell'abbandono della città che è partito dagli anni che sappiamo tutto, e che è aver lasciato la città per 1000 motivi, che sono quelli di lavoro, che sono quelli di trasporti, che sono quelli che un po' tutti conosciamo. Credo che ci sia un episodio che è significativo. Eravamo negli anni 2000, il Comune di Venezia, e c'era un problema di tensione abitativa notevole, il Comune di Venezia assegnò una serie di alloggi a veneziani che stavano subendo la finita locazione, eccetera, in terraferma. Ha realizzato poi una serie di immobili a Venezia, e quindi, su pressione un po' di tutti, anche nostra, è andato a dire: beh, signori, voi che avete dovuto allontanarvi dalla città per questo, rientrate in città. Su, mi pare 82 sono rientrati nella città. Quindi il tema non è che abbiano lasciato Venezia per quello, forse la causa è stata quell'evento. Nessuno ha voluto rientrarci. Perché? Perché il tema altro è, si parlava del normale reddito, il normale reddito che dovrebbe trovare una locazione nel centro storico di Venezia, senz'altro. Peccato che a Venezia il costo di manutenzione e restauro di un alloggio ammonti a circa 3.000 euro al metro quadro, se non è notificato e se non hai problemi statici. Quindi il tema è quando è che si è riusciti a fare degli interventi e a immettere dei veneziani veraci in questo tipo di cause? Quando c'era la legge speciale che ci consentiva di finanziare quegli interventi, quindi con legge speciale si interveniva e quindi il proprietario poteva allocare a dei canoni che erano calmierati in accordo col Comune di Venezia, che però ci metteva tanti bei danari. Senza un intervento pubblico il piccolo proprietario non può farlo, non può dare in locazione una cosa che gli costa il costo di acquisizione, questo qua 3.000 metri quadri. Quindi il risultato di quell'abbandono della città erano case abbandonate, che erano... No, lei non può storgere il naso, perché è storia che ho vissuto, e le case lasciate là sono andate in degrado, fino a che questo, diciamo, distorcente turismo ha consentito di... Allora, non sono un sostenitore del turismo, non sono certo un sostenitore dell'allontanamento dei veneziani da Venezia, solo che dobbiamo renderci conto che il problema è più complesso. Quindi non è vieto di fare le locazioni turistiche. Se oggi il Comune di Venezia vietasse le locazioni turistiche, quel patrimonio che è in locazione turistica verrebbe venduto o svenduto.
Cioè il proprietario non è in grado di locarlo a un canone diciamo accessibile nella residenziale. Qua si parlava di 40.000 a settimana, piani di palazzo eccetera eccetera, che hanno tutta un'altra natura, un'altra cosa. Attenzione poi, la ricchezza del turismo di cui stiamo parlando, anche distorsivo, è poco gestita dai veneziani, quindi abbiamo, come avrete visto e sapete, abbiamo un patrimonio che abbiamo lasciato nella disponibilità e all'apertura di imprenditori foresti. Quindi noi abbiamo i foresti che si stanno arricchendo sull'esigenza turistica della città. E perché c'è questa domanda? Perché diciamo, il settore alberghiero non è in grado di assorbire la domanda. E quindi buonasera. Facciamo un ultimo intervento, prego. Sono breve, sono Stefano Calandra, ho trattato l'attività di Bed and Breakfast alle sue origini in Italia nel 2000. Mi presento brevemente solo per rafforzare quello che voglio dire, ma sono breve. E ho creato 2 associazioni, l'Associazione Nazionale Bed and Breakfast e quella del Veneto. Bed and Breakfast, quello vero, è lo stare in famiglia e ospitare persone, quindi chi lo fa è il residente. Allora, su questa esperienza la mia micro proposta modesta che potrei intanto dare, scusatemi, all'idea di questo convegno, che magari un domani potrà essere portata avanti, è quella di dire, tra le politiche e anche per il signore che mi ha preceduto ha detto le cose giuste, il residente non è incentivato a venire ma lo è il foresto. Se tu fai delle politiche di residenzialità anche collegate alla locazione breve, tu sei residente e fai locazione breve, hai delle agevolazioni molto maggiori che se non sei residente e fai locazione breve. Ma questa è una delle ricette, non è la ricetta, ma se tu mi incentivi il veneziano a rimanere a Venezia grazie al reddito che produci da quell'attività, già che dobbiamo regolamentarla, detassami se sono residente e dammi degli incentivi a essere residente per fare locazione turistica, poi magari a chi viene da fuori gli dai un po' meno di incentivi. È solo una proposta. Perché il Bed and Breakfast ha già avuto successo. Ci sono altri interventi? Beh, ringrazio, Prego, signore. No, deve venire al microfono. Buonasera. Mi è rimasta un po' impressa la cifra dell'affitto, diciamo, di residenza annuale, e mi pare aver citato 18.000 euro l'anno. Sì. Vuoi rispondere? Mi sembra altina, perché io parlo con delle amiche che hanno, insomma, che vivono in affitto e sinceramente pagano molto meno. Cioè, non so, siccome lei ha detto che è una cifra media, sembrava un po'. Sì, era una cifra media che avevamo ricavato da immobiliare.it sulla cifra media su Castello, su quelli che erano i canoni proposti su immobiliare.it nell'ultimo anno. Castello mi sembra anche una zona ulteriormente, insomma, però bassotta come vita, cioè come costo della vita rispetto. Sì, una volta, ma adesso tutta Venezia è carissima. È diventata, per cui secondo me, a parte la residenzialità, l'affitto breve, tutto quello che si è detto, ma il costo della vita è molto alto, quindi la gente se ne va anche per questo, io credo, perché come gli stipendi sono sempre gli stessi, che ne so, prendiamo 2 dipendenti pubblici, magari insegnanti o cosa, come fanno a mantenersi? Guardi, io sono un insegnante, vivo a Venezia, abito in affitto da un proprietario di casa e pago 1.000 euro di affitto. Appunto. Siamo in 2, ce lo possiamo permettere e amiamo questa città e vorrei che non passasse l'idea che abitare in questa città sia un privilegio. Cosa c'entra? Mi scusi, anch'io abito a Venezia e amo questa città, ma cosa c'entra? Aiutiamo i giovani a pagare un affitto del genere, perché secondo me il Comune dovrebbe intervenire in questo senso, pagare una parte dell'affitto che 2 giovani devono affrontare per vivere a Venezia.
Bene, io credo che abbiamo sentito molte voci, ma su tutti, secondo me, mi pare concordiamo che una regolamentazione vada fatta. E non può valere, mi trovo molto con le parole di Giacomo Salerno, non può valere il ma anche, ma c'è anche lo spopolamento, ma c'è anche l'esodo, ma c'è anche quello che non vuole tornare a Venezia. Intanto affrontiamo problema per problema. Abbiamo visto che questo delle affittanze brevi è una concausa. Possiamo intervenire su questo? Interveniamo su questo e poi interverremo anche su tutte le altre cause, ma la politica del ma anche è solo un alibi per i politici che non vogliono intervenire. E per questo aggiungo l'Ateneo non parlerà solo di affitti brevi, perché non sono l'unico problema e non è che risolvendo la questione affitti brevi risolveremo il problema di questa città e affronteremo anche tutti gli altri problemi nei prossimi incontri ai quali vi spero presenti. Grazie.